amici appassionati, amici di Prealpina, amici lettori di Prealpina, ma soprattutto appassionati dello sport del motore, perché oggi è una giornata del tutto particolare. Ci stiamo per collegare con Caravate, dove è in corso la fase preparatoria della prova speciale spettacolo, ma vi presento subito al mio fianco una pilotessa, navigatrice, donna avventura e io direi conoscitrice nel profondo del mondo dei rally, perché è gravitata nel mondo dei rally per più di 10-15 anni. Linda Voltini, che bello averti qui. Bene. Tu sei sempre troppo generoso nei miei confronti, mi sovrastimi. Assolutamente no. Dai, non vedo l'ora, voglio vedere cosa sta succedendo nello shakedown e non vedo l'ora di vedere le macchine. Ecco, raccontami. Ecco, ora shakedown significa mattinata di oggi, sabato 2 marzo. Siamo in collegamento con la prova speciale spettacolo di Caravate, dicevamo, ma stamattina eravamo a Bedero Valcuvia in Valgana, dove i concorrenti hanno disputato queste prove tecniche delle vetture in assetto da gara. Ma noi ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato, tutto lo staff, dal regista Pavel a tutti gli operatori, da Andrea, Matteo, tutti gli altri, ecco, che hanno lavorato affinché questo possa diventare un momento di intrattenimento, di spettacolo, diciamo, essendo prova show, ma soprattutto un momento di sport e un momento di storia, perché quest'anno si celebrano i 50 anni dalla nascita dei rally a Varese e provincia, perciò secondo noi è un'edizione del tutto particolare questa del Rally dei Laghi, 32esima edizione internazionale, 120 gli equipaggi al via, ma io direi di dare subito la parola alla regia per la messa in onda del primo contributo. Shakedown, sabato 2 marzo, che bello, eccoci con la vettura griffata Prealpina. Pippo Pensotti, come si prospetta questa mattinata umida, direi molto bagnata? Molto bagnata, ma direi importantissima per capire il setup della vettura e via dicendo. Comunque vediamo, adesso siamo al primo giro e cerchiamo di capire bene la macchina. Tutti contro di te, oppure tu che sfidi tutti? No, sono contento, dai, sicuramente ci sono tanti piloti che vanno forte, lo sappiamo, noi cercheremo di fare il nostro meglio e weekend diciamo che sole penso ne vedremo poco, però sono contento che piove visto che da un po' che non corro sotto l'acqua e se dovesse essere poi brutto il ciocco almeno ho la possibilità di fare dei chilometri. Questa tua presa di contatto iniziale con una macchina nuova, per te non è del tutto nuova perché hai vinto proprio 2 anni fa tu il Rally dei Laghi, è stata una grande esperienza e poi c'è stata una problematica l'anno scorso, ma ora guardiamo al futuro. Sì dai, non vedo l'ora di cominciare, non sarà facile fare questo test sotto l'acqua, però ci aspettano queste 2 giornate difficili e speriamo di imparare il più possibile. Certamente qui l'assoluta se lo giocano i grandi top driver, quelli che conoscono molto bene anche le strade della provincia di Varese. Alludiamo a Crognola, De Tomaso, Di Palma, Spataro e tanti altri. Ma è proprio particolare questa ambientazione, situazioni ambientali difficili. La pioggia però non impensierisce assolutamente gli equipaggi, anzi le mette a dura prova e con questo è partito davanti a noi proprio ora Crognola e tra poco lo farà De Tomaso. Ragazzi, è uno showman tutti i giorni, non solo nei Rally dei Laghi, ma il 2 e il 3 di marzo per San Filippo è un giorno speciale, un weekend speciale. Sì dai, cerchiamo di divertirci anche se il meteo non è delle nostra. E c'è tanta gente, tifo di casa, gara di casa, siamo giovani, cerchiamo di far bene come l'anno scorso, anche se il livello ogni anno è sempre di più, perché vengono a vedere me e vogliono venire a sfidarci. L'anno scorso hai vinto, avete vinto insieme. L'anno scorso prima gara sì è andata bene, abbiamo vinto, però erano condizioni un po' meno pericolose di oggi, vediamo com'è il nostro passo. Parli. Da Piazza Beccaria a il Bedero Valcuvia con lo shakedown dei rally. Complimenti Ale per il tuo spirito indomito. Invece
una volta all'anno mi dedico alla mia passione che sono i rally. Tutte le volte dico che è l'ultimo rally dei laghi, che non correrò più, e poi invece sali sulla Skoda, ti innamori e continuiamo a farli. È dura, visto l'elenco, ci proviamo, non sarà sicuramente facile, ma ce la metteremo tutta. Puoi alzare le mani? Ecco, non in segno di resa, ma in segno di precisione. Guardate, ecco, questo è il quaderno delle navigatrici e dei navigatori. D4+, 20 vuol dire un allungo breve, poi D5, che è una destra più aperta rispetto alla D4. Ecco, questo proprio è il vocabolario, diciamo, l'antologia che viene corretta di prova in prova da parte dei navigatori e dei piloti. Comunque Monica ha il cervello di tutta la casa, di tutta la famiglia, non solo in macchina. E dai, speriamo di fare bene, non amiamo l'acqua ovviamente, questo terreno qua, però cerchiamo di fare del nostro meglio. Shakedown, dunque le immagini che sono giunte ora da questo contributo che ha registrato Matteo Alemanno così rapidamente, al punto tale da montarlo in rapidissima sintesi, e ce l'ha offerto. L'abbiamo girato questa in tarda mattinata di oggi, appunto tra Bedero Valcuvia e Ganna. Perché si svolgeva lo shakedown, ripetiamo, sono prove tecniche libere in assetto da gara delle vetture, e si è disputato dalla piana di Bedero Valcuvia fino alla zona di Mondonico, frazione diciamo collinare di metà montagna del comune di Valganna. Ma ora colleghiamoci con Caravate, perché ecco Daniele Mancin lo stiamo vedendo. Eccoci in diretta, ciao Beppe. Ti vorremmo sentire più forte e chiaro, ma va benissimo così. Siamo nel mezzo dello spettacolo che inizia per questa 32esima edizione del Rally dei Laghi. Dopo lo shakedown di questa mattina entriamo proprio nell'azione vera e propria. La prova spettacolo si sposta alla Colacem dopo una edizione l'anno scorso che aveva visto le prime mosse, le prime azioni del rally all'interno del ippodromo di Varese. Adesso stiamo aspettando le prime vetture che si approcceranno alla prova spettacolo di oggi. Sono attese le prime alle 15:50, un percorso di 1 chilometro, 2 minuti da una all'altra per un'azione che si preannuncia davvero entusiasmante, che possiamo seguire in diretta ovviamente sui canali della Prealpina, sui canali social, sul canale YouTube e ovviamente anche grazie al tuo aiuto, Beppe. Qui si stanno ultimando le preparazioni, insomma le ultime cose di rito che si devono controllare prima della partenza. Un tempo che non è molto dalla parte dei piloti, però sicuramente dalla parte dello spettacolo. Sta piovendo in maniera abbastanza intensa qui a Varese, non accenna minimamente a smettere, e questo implica anche che i piloti, le squadre dovranno usare delle gomme Rain che li aiuteranno ovviamente ad affrontare un percorso del genere. Beppe, ti ridò la linea, ancora non sono arrivate le prime auto, io non ti sento. Ecco, sì. Vediamo adesso la vettura 0, quindi vuol dire che la vettura 0 ha finito il percorso di ricognizione. Beppe, non ti sento. Ora, non so Daniele, se sei intervenuto. Ora Daniele è esattamente al controllo orario. Come vedete, il controllo orario è seguito poi dal punto di partenza della prova speciale, che è lunga, come diceva Daniele Mancin, il nostro collega che è a Caravate, e che si sta presentando direi le premesse base per giungere alla partenza alle 15:56. Mancano esattamente 12-13 minuti alla partenza. Eccoci dunque con le vetture apripista. Sono tante le vetture apripista che sono presenti a garantire innanzitutto la sicurezza, il pronto intervento nel caso in cui ci sia bisogno di un pronto intervento, nel caso in cui una vettura si dovesse fermare per avaria o perché magari incoccia contro, in questo caso, un marciapiede. Ma insomma non parliamo di eventi non prevedibili, parliamo di quelli prevedibili, e sono gli eventi sportivi, quelli prevedibili dove un Andrea Crognola andrà all'attacco ma dovrà subire
a sua volta, e questo ci piace moltissimo, le reazioni degli sfidanti. Vedremo come se la caverà il campione italiano in carica, e noi siamo lusingati di avere un campione in carica, 3 volte campione italiano in carica, proprio di Varese, nato a Calcinate del Pesce, nato a Varese, Andrea Crognola appunto, che è in gara con la numero 1, la Citroën C3 1600 Turbo con il navigatore che è Andrea Sassi, varesino di Biumo pure lui. Linda Alvoltini al nostro fianco, lei è stata donna avventura e lo è ancora, è stata pilotessa, navigatrice, grandi esperienze nel fuoristrada, ma perché soprattutto ci ha fatto molto piacere noi di Prealpina averti qui, perché le condizioni meteo sono così difficili, con la pioggia, e ci sarà il fango anche da affrontare quando si va sul Covignone, Sette Termini domani, piuttosto che la prova in Valganna. Ecco, tu queste condizioni le hai affrontate numerose volte nelle tue avventure. Sì, mi è capitato molto spesso effettivamente. Il meteo purtroppo ci mette sempre lo zampino, è anche quello che dà un pochino poi quell'adrenalina, quelle scariche di adrenalina in più. Certamente questo meteo sarà molto impegnativo per tutti gli equipaggi e sicuramente si creerà inevitabilmente una selezione naturale. Certo, è vero. E la differenza però, che è bello ricordare, quando con la Mitsubishi da parte vostra avete affrontato i percorsi del Sud America, per esempio, anche quello era uno spirito dove la sintonia pilota-navigatore era essenziale, doveva essere qualitativamente molto molto elevata la sintonia. Assolutamente, perché comunque è un team e quindi ognuno completa, diciamo, quello che è la mission, e quindi deve esserci assolutamente questa sintonia tra tutte e due, l'attenzione è sempre altissima, nessuno dei due può mollare, nel caso uno magari ha una piccola defiance ci deve essere sempre l'altro pronto. Quindi... Eravate 2 squadre diverse, vero? Quante squadre erano? No, in realtà, come team di Donna Avventura? In realtà eravamo 3 team, quindi 2 ragazze per macchina. Ed erano Mitsubishi... Erano le L200, sì. Delle 200, L200. Beh, potente, quella è dotata di motore turbo, sul fuoristrada anche più accidentato. Sì, avete superato numerose difficoltà. Sì, perché poi diciamo una grande parte del viaggio si svolgeva proprio sulle Ande, quindi con terreni misti, si passava dalla sabbia ai sassi alle pietre, qualsiasi cosa, quindi... Bene, e ne riparleremo di queste meravigliose avventure. Perché? Perché avremo con noi tra poco anche Pietro D'Agostino, che ha fatto la Dakar, l'ultima edizione, proprio la penultima edizione, quella del gennaio 2023, ed eccoci collegati con Caravate. Vedete le immagini della prova spettacolo con il pubblico che ben dietro, direi, il guardrail, nel rispetto, assolutamente nel rispetto delle norme di sicurezza imposte dalla Questura di Varese, dalla pubblica appunto sicurezza, e abbiamo visto proprio sia stamattina allo shakedown, sia nel corso di questo premesse di prova show, carabinieri, polizia stradale, polizia di Stato. Non dimentichiamo che la polizia stradale è un corpo speciale della polizia di Stato della sede della Questura di Varese, poi numerosi agenti della polizia locale dei vari comuni attraversati. Stamattina parlavamo di Bedro Valcuvia, Induno Olona, abbiamo visto il personale del comune di Induno Olona, Valganna numerosi, e oggi pomeriggio per esempio lo schieramento base è quello delle forze dell'ordine, ma le forze anche di protezione civile. Qui ci teniamo a ringraziarle per quanto riguarda la realtà di Caravate e di Gemonio. Sono 2 i comuni interessati e sono 2 comuni della Valcuvia che vivono da anni questa passione. Ma guardate quante persone, nonostante la pioggia battente, già dalle giornate precedenti, ed era preannunciata la pioggia battente anche purtroppo per oggi e a quanto pare anche per domani, ma ha voluto essere presente, e questo è un segnale inequivocabile che lo sport del motore entra nel cuore, e qualsiasi siano le condizioni, nel rispetto della sicurezza,
si è presenti. E queste sono persone che hanno pagato il biglietto, 10 euro ciascuno, e oltre i 16 anni 10 euro per essere presente sia al parco assistenza ma soprattutto alla prova show. Al parco assistenza l'ingresso è gratuito e il parco assistenza è proprio a fianco all'azienda Colacem. Ma nell'attesa dell'arrivo proprio della prima vettura direi di passare alla regia, che ci manda senza dubbio il contributo filmato di un momento che abbiamo vissuto con tanto piacere ieri l'altro. Proprio qui in Prealpina, giovedì, 2 giorni fa, 48 ore fa, abbiamo presentato una vettura speciale. Ma andiamo insieme a vedere di cosa si tratta. È la Skoda Fabia di Pippo Pensotti Crevele Falzone in occasione dei 50 anni della celebrazione dei Rally a Varese. Finché la vettura firmata Prealpina si stia... I'm gonna get back when I feel like you know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me the word, right? You know I don't play right. E tra la vettura di Pippo Pensotti, che davanti alla sede di Viale Tamagno di Prealpina avevamo addocchiato anche una vettura particolarissima, è la vettura che ha fatto sognare moltissimi di noi, anche Linda, è la Lancia Stratos, pensate. Lancia Stratos nata dal disegno proprio di Marcello Gandini, che ha lontane origini varesine, ma per quanto riguarda la carrozzeria Bertone di Torino. La collezione Bertone ha sede a Volandia, di proprietà dell'ASE, e noi siamo contenti di aver testato proprio anche la Stratos a Volandia, ma ne parleremo tra poco. Ora siamo passati alla diretta. Daniele Mancin è alla partenza della prova speciale. Vediamo di cosa si tratta. Ecco, vediamo ora, è la Clio R3, pensiamo alla partenza in questo istante, è la numero 35 e dalla 35 all'1 andremo in decalage, perciò siamo con Pelgantini e Metaldi, giungono da Brescia e guidano la vettura numero 35, è la Renault Clio R3 2000 di cilindrata e tra poco sarà in prova speciale. Daniele, se ci senti, batti un colpo. Noi ora andremo subito a seguire l'evoluzione di queste presenze in prova speciale spettacolo a Caravate. Le immagini sono in diretta. Siamo alle 15:51, perciò mancano teoricamente 5 minuti all'orario teorico di svolgimento della prima prova speciale, che fa classifica, perché uno pensa la prova speciale spettacolo, ecco, in questo caso siamo ecco, ora vediamo una vettura prepista. Dicevamo, prova speciale spettacolo, uno pensa l'equipaggio è chiamato per fare dello show e basta, invece no. Se l'equipaggio tocca un muretto piuttosto che sbecca un cerchio di una ruota, fora la gomma in prova speciale, questo accumulo di ritardo va a pesare moltissimo sulla classifica ed è naturalmente un episodio assolutamente da evitare, ecco, di perdere del tempo nelle prove show. Ecco. E ora vedremo la prima vettura partire. La posizione in cui abbiamo prima osservato la Renault Clio numero 35 è quella del controllo orario dove i navigatori devono consegnare la tabella di marcia al cronometrista, viene segnato loro l'orario di passaggio in quel momento davanti al tavolo e viene assegnato l'orario di partenza. Può variare da 5 minuti a 3-4 minuti rispetto all'orario di controllo orario, appunto. E solitamente sono 5 minuti e poi la vettura può partire. E noi pensiamo che sia proprio la Clio, dopo la vettura prepista, ora a transitare lungo la prova speciale spettacolo che vediamo ora
ecco. Prova speciale spettacolo di Caravate che è lunga 1 chilometro e che viene ripetuta 2 volte per quanto riguarda questo giro, questo mini circuito. Ecco, siamo con la vettura, la Citroën DS apripista ufficiale con il numero 0, con papà e figlio Tiziani di Varese, che hanno rinunciato a correre. Solitamente il papà naviga e il figlio guida. Hanno rinunciato a correre, dicevamo, per svolgere un compito di sicurezza, per svolgere il compito di apripista ufficiale. Ecco, l'apripista ora sta completando la prova, 15:53 in questo istante. Come vedete ci sono tutte le premesse, soprattutto per osservare a questo poco a sinistra rispetto a dove stiamo osservando ora, dove le telecamere, ecco, stanno portando la loro immagine, un'inversione a 180 gradi particolarmente attesa, perché lì naturalmente tutti gli equipaggi devono esibirsi, ma devono dare un colpo di freno a mano dosandolo molto, ecco, non devono esagerare, altrimenti rischiano il testacoda e la fermata. Il cronometro scorre e naturalmente nel caso del testacoda è inesorabile la perdita del tempo. Ricordiamo innanzitutto che nella giornata di domani si disputeranno le 6 prove speciali in programma. Si parte alla mattina intorno alle ore 9 con la prima prova speciale, poco prima delle ore 9, 2-3 minuti prima, ed è la prova di 7 termini. Quindi Valganna e poi Cuvignone da ripetere 2 volte. Ed eccoci, dopo la 35 vediamo la 33 alla partenza. E siamo dunque con Trevellotto e Puzzu che anche, ecco, mentre ora siamo in prova speciale col numero 35, ecco la prima vettura di cui abbiamo visto la sua livrea proprio al controllo orario. Guardate quanta acqua sollevano, e qui il grande lavoro, permettetemi di dire, è dei gommisti, il grande lavoro delle gomme. Perché devono nell'arco proprio di pochi centesimi di secondo far uscire la tanta acqua, per evitare l'acquaplaning, la tanta acqua dalle scanellature del pneumatico. Ecco, tutti quanti montano, vista la situazione, vista la pioggia battente, montano gomme rain, vuol dire gomme scolpite, con una mescola sola, e la mescola viene solitamente data dalla temperatura sia dell'asfalto che dell'aria. In questo caso siamo di poco sotto i 10 gradi, e poi l'elemento acqua raffredda molto i pneumatici. Non abbiamo nessun tipo di timore che il pneumatico possa surriscaldarsi in questo caso, assolutamente no. Ora andiamo subito ad osservare, tra pochi istanti avremo il tempo di esecuzione della prima prova speciale col numero 35, e non appena apparirà sui monitor, eccolo, lo abbiamo al volo, 1:31,7 è il primo tempo del 32esimo Rally dei Laghi, primo tempo di prova speciale del Rally dei Laghi. Pelgantini e Metaldi da Brescia realizzano il tempo con la Renault Clio di classe R3, 2000 di cilindrata, motore aspirato, 240 cavalli circa di potenza, 1 minuto 31 secondi 7 decimi. Guardate quanto sta piovendo. Ora avete visto anche quant'acqua solleva al passaggio dalla vettura, quant'acqua viene espulsa proprio dalle scanellature laterali del pneumatico. Linda, certo, fanghiglia, acqua. Tu, diciamo, con le tue esperienze rally, tu hai anche guidato la Mitsubishi Lancer da 300 cavalli, niente male. Sì, ebbene sì, in pista però. In pista. E magari pioveva e era una gara anche di durata la cosa. Sì, era una 24 ore, quindi eravamo un team che ci siamo alternati in queste 24 ore di gara, un'esperienza assolutamente bellissima.
Bella questa, e soprattutto perché è favolosa, secondo me perché era devoluta poi ogni tipo di introito a una nobile causa. Esattamente. Eccoci con Daniele che lo vediamo mentre si sta avvicinando alla partenza. Ecco, un pilota comasco tanto bravo. Daniele, ci senti? Sento. C'è stato qualche problemino tecnico, ma adesso abbiamo prontamente ristabilito. Ci sono delle auto in partenza. Ovviamente tu parlavi dell'auto numero 31, quella di Alex Vitalini e Roberto Zambetti con Citroën DS3. Adesso stanno per partire, stanno aspettando il proprio turno. Un controllo stop un pochettino sui generis, in cui si incrociano dei flussi in entrata e in uscita. Ovviamente la situazione logistica è un pochettino complicata dalla pioggia battente che sta scendendo qui a Varese, ma ovviamente lo spettacolo ne beneficerà assolutamente. I big sono ancora attesi qui al controllo, non li abbiamo ancora visti. E Beppe, invece dici un po' l'azione, tu che la stai vedendo a volo d'uccello dall'alto, come si stanno comportando i piloti, come stanno andando? Già da stamattina noi abbiamo osservato che io direi impavidi, assolutamente, io direi non curanti della pioggia. Perché? Perché, ripeto, ci sono due elementi che concorrono a questo proposito per scongiurare ogni tipo di timore. Innanzitutto le vetture sono tarate nelle sospensioni per essere, io direi, accoppiate con il meteo che vanno ad affrontare, cioè esattamente ci raccontava Pippo Pensotti proprio, ma anche lo stesso Andrea Cognola stamattina a Bedro Valcuvia, che sulla Skoda, per esempio, quella di Pensotti, ci sono 19 tipologie di click. In gergo tecnico click vuol dire di regolazioni diverse della sospensione. Anche solo una piccola variazione della lunghezza della molla, di estensione o di compressione della molla dell'ammortizzatore è un click. Pensate, sono 19 tipologie di taratura Ti interrompo un attimo dell'ammortizzatore. che abbiamo Barazzetti qui al controllo. Com'è andata questa prova speciale? Ma sì, proviamo. La prima volta con la macchina, navigatore nuovo, tutta una novità. Si prova sul bagnato, non è facile, ma cerchiamo di divertirci. Bene, in bocca al lupo, grazie. E così abbiamo sentito anche il primo parere a caldo di questa prova speciale, abbastanza condizionata dall'acqua. Ci dicevi anche della particolarità del tuning delle sospensioni, che si può applicare davvero un livello di precisione altissimo. Dicevi 19 click delle sospensioni, questo ci può dare solo un minimo indizio di quello che si può fare su queste vetture, su come si possano ottimizzare per avere il massimo delle prestazioni in qualsiasi situazione. Sicuramente i piloti e le squadre si sono avvalsi dello shakedown di stamattina per ottenere il massimo dei dati possibili, il massimo delle caratteristiche da applicare ai vari componenti, all'assetto e a tutto il resto. Ora attendiamo anche le altre vetture. Vedete, la 30 e la 31 sono sulla via della partenza. Insomma, abbiamo Matteo Bosetti. Ecco, attento a Matteo Bosetti. Ci senti, Daniele? Certamente, ecco, Beppe. Se tu potessi andare proprio magari lo disturbiamo così, un attimo. A salutare Matteo. Matteo è un vincitore di un saluto al volo per la prealpina. Dici le tue impressioni prima di questa prova spettacolo bagnatissima. Prendiamo quello che viene, dai, con quell'acqua qua bisogna andare dentro un po' molto tranquilli e uscire senza far disastri. Dai, allora in bocca al lupo, ti lasciamo concentrare. Sarà difficile, ma non perché non possa fare disastri, assolutamente no, non glielo auguriamo. Però Matteo Bosetti è davvero un pilota che ama l'attacco. Lui su asfalto asciutto è un personaggio che è molto bello anche vedere, sia i suoi camera car che le immagini dall'esterno,
perché è capomeccanico in una concessionaria varesina, ma soprattutto è tecnicamente molto preparato nel capire la vettura e nel assettarla a seconda delle condizioni. Anche su quelle poche gare che ha disputato su terra si è molto ben comportato. Diamo uno sguardo alla classifica. Il miglior tempo è quello del primo equipaggio che è sceso in pista, chiamiamola scesa in pista come se fossimo in un autodromo, ma siamo alla prova show, perciò chiamiamola tra virgolette pista. Pelgantini Metaldi fissano il tempo su 1:31,7, miglior tempo. Quindi secondo miglior tempo Barazzetti Saba, 1:35 secondi e un decimo. Trivellotto e Puz sono terzi, 1:43,2. Direi che per perdere 11 secondi e 5 decimi hanno alzato molto il piedino, non hanno proprio preso rischi. Ed ora da un momento all'altro avremo la partenza di altre vetture e andremo dal 35 all'1 in decalage, diciamo, ecco, all'inverso. Poi dopo la partenza di Crugnola torneremo col numero 36, dal 36 in poi. Questo è il metodo che si usa anche nei rally mondiali, è il metodo che si usa anche nelle prove speciali spettacolo dei rally di campionato italiano. E guardate quanti bimbi, quanti ragazzi, mentre in pista ora il numero 32, vediamo come se la cava. Bene, ecco, lì bisogna stare molto attenti a tirare il freno a mano di quel tanto che basta per evitare il testacoda. Guardate quant'acqua riesce a espellere dalle scanellature del battistrada. Sono tutti battistrada scolpiti con gomma Rain, la maggior parte di loro usa gomma Pirelli, ma ci sono anche gomme in adozione, gomme Michelin e gomme MRF, una marca indiana che si sta facendo davvero valere molto bene nel panorama dei rally nazionali e internazionali. Secondo giro per Strazzi, vediamo come si comporta, un po' sottosterzante ma non prendere grandi rischi. Che bello ricordare, prima al nostro fianco Linda Voltini dava cenno di una loro 24 ore dedicata a dicembre, se non sbaglio, ad Adria. Sì, era per Teleton, ecco, quindi per la raccolta fondi di Teleton che viene fatta ogni anno. A favore di coloro che sono affetti da malattie rare, Teleton. Esatto. Ecco, pensate anche una ottima azione al parco assistenza di Caravate in atto ora, già dalla mattina, già da questa mattina alle 9, cioè il pilota che di professione è un odontoiatra molto stimato, Alessandro Marchetti, che è stato colpito da leucemia alcuni anni fa e lui è riuscito a superare la malattia trovando proprio direi il midollo compatibile col suo, e ora si sta dedicando a questa campagna di sensibilizzazione. È divertente, anche con l'acqua è divertente, abbiamo solo il problema del vetro che si è appannato, ma è stato bello, dai, ci voleva un po' di adrenalina così. Ok, ma non ci voleva questa roba, però fa niente. Sempre. Sì, sempre. Ciao ragazzi, grazie a voi. Abbiamo ascoltato Statti è terzo assoluto, 1:38.3 alla fine di questa prova. Certo, Daniele, ascoltare un pilota che dice è stato divertente nonostante il lunotto anteriore, il parabrezza, sia assolutamente appannato, è difficile, condizioni decisamente difficili. Questo ci dice tanto del valore tecnico messo in campo da questo Rally dei Laghi, un Rally dei Laghi che ha superato la tripla cifra, non succedeva da parecchio tempo, un successo di iscrizioni e anche di livello qualitativo dei partecipanti, è davvero messa a dura prova la loro capacità, anche con la pioggia, la condensa che si crea all'interno delle vetture. Vedete anche a causa della caduta delle temperature siamo sui 7-8 gradi, come la condensa esca copiosa dai vani motore.
soprattutto dalle macchine che hanno appena affrontato la prova e quindi sono a temperatura più alta. Questi sono tutti fattori che alzano la spettacolarità e che stanno davvero deliziando il pubblico qui alla Colacem Arena. Ecco, Daniele, ora sta per terminare la prova del pilota direi più accreditato per staccare il miglior tempo, come si dice in gergo rallistico, ecco. Ed è Alex Vittalini, lui abita a Valmorea e ai confini tra Como e Varese, e vedrai che realizzerà un ottimo tempo. E io lo dico a te, lo dico a tutti gli appassionati che ci stanno ascoltando nel canale di Prealpina, sui social di Prealpina e di Sempione News. Ed ecco pronta la partenza Bini Gennaro, quindi altre altri equipaggi da un momento all'altro e arriva Vittalini. Guardate, ha dato a tutti 5 secondi e 6. Alex Vittalini. Sì, vallo a intervistare, ha il miglior tempo assoluto. Andiamo a sentire Alex Vittalini, gli chiediamo subito un parere a caldo. Com'è andata, Alex? Dai, è andata bene. No, ci stiamo divertendo, dai, la gara è domani, per ora tutto ok, dai, siamo contenti. Bene. Ecco, ammetto di non aver sentito cosa ha detto Vittalini perché i rumori degli scarichi ovviamente sovrastano la tonalità del pilota. Sembrava però abbastanza soddisfatto della sua espressione facciale. Eh sì, Daniele, dici bene, perché Vittalini fissa il tempo di 1:26,1, cioè 1 minuto, 26 secondi, 1 decimo. Secondo Pelgantini 1:31,7, terzo Barazzetti 1:35,1, 9 secondi, poi Stati, Trivellotto. E vi stiamo presentando la prima prova speciale di un campionato lungo che terminerà il 12 ottobre. E qual è? È la Coppa Rally di zona è la zona Lombardia, ma che i migliori di Lombardia riusciranno a partecipare alla finalissima di campionato della Coppa Italia che si disputerà a novembre. Ecco, questa è la logica con cui sono al via numerosi equipaggi, sia a livello assoluto sia a livello di classe. Vediamo Bosetti come se la cava. Secondo me Bosetti e Vittalini sono i ferri corti, diciamo così, sono molto vicini uno all'altro. Uno guida la Citroën DS3, abbiamo visto prima appunto Vittalini che è in testa alla gara nei tempi provvisori, e ora in azione la Clio di Matteo Bosetti, pilota varesino tanto bravo quando c'è il clima asciutto. Mentre vediamo qui in questo momento siamo già in classe super 1600, guarda che belle queste vetture. Queste sono delle Clio nate per le corse, non adattate alle corse dalla configurazione di serie. Queste sono nate per correre. La Clio Super 1600 che ha un sound stupendo. E arriva Matteo Bosetti, vediamo come se l'è cavata, tra poco avremo il risultato. Eccolo. Una grandissima cagata. È piena d'acqua, poi mi si è spenta qui. Mi sono girato e mi si è spenta e ho fatto acquaplaning e vabbè, si sapeva, dai. Mi sembra che ci sia un problema solo posteriore. Sì? È piegata? Sì, sembra. Ecco, diciamo che ha fatto una sciocchezza Matteo Bosetti, non sotto le nostre telecamere dove è apparso col suo epiteto irripetibile, ma ora andrà a controllare la sospensione. Aveva un ottimo risultato provvisorio a metà della prova, mentre se la sta cavando molto bene l'equipaggio che vediamo ora in azione. Ora purtroppo Matteo Bosetti chiude con 1:47,1, pilota d'attacco, sì. A volte l'attacco però quando è eccessivo porta dei gravi danni, ma speriamo possa riprendere ora dopo aver osservato la sua sospensione della sua automobile. E per ora il miglior tempo è quello di Alex Vittalini e Roberto Zambetti con 1:26,1. Tanti gli appassionati che vediamo nella rotonda proprio di Caravate a fianco al parco assistenza presso la Cementeria Colacem. L'accesso alla Cementeria Colacem, cioè parco assistenza, è gratuito, aperto a tutti anche domani. Bravo davvero questo
pilota con la Clio che si sta comportando molto bene. Guardate anche le appendici aerodinamiche sulla parte posteriore della Clio R5 di Rally 5. Ecco, si sta comportando davvero molto bene. Ora diamo uno sguardo ai dettagli perché sta vacillando la leadership di Vittalini, perché potrebbe essere superato dall'equipaggio che sta per terminare ora la sua prova. Ecco, perciò ci sono le migliori premesse e ci sta ascoltando proprio ora Daniele Mancin, perché Bernardi e Battistelli, ecco Bernardi, che bravo, pilota di addirittura, la classe è cambiata, siamo passati dall'R3 alla Rally 3, una classe diversa. Macchina nuova, non facile, vabbè, dai, ci proviamo. Bene, grazie Bravo davvero Bernardi. Bernardi è di Porto Valtravaglia e corre con Battistelli che abita in Valcuvia. Molto bene, questo equipaggio si è comportato benissimo, già anche nello stile di guida. Ecco Linda, tu l'hai colti al volo. Sì. Quando vedi un equipaggio che al tondo, cioè riesce all'inversione a non eccedere. Sì, nella parte che abbiamo potuto vedere noi dagli schermi effettivamente ha avuto una guida molto pulita, per cui non ha perso nulla e si è visto il risultato. Ecco, guarda per esempio la differenza con questo equipaggio che ha voluto dare troppo gas alla partenza, al passaggio nell'inversione e naturalmente ha proprio sbagliato l'impostazione della curva. Non è facile frenare quando la gomma è per sua natura fredda, perché la prova speciale è lunga 1 chilometro, perciò si parte con gomma fredda, assolutamente non si può certo scaldare in questi casi. E alla prima staccata vuol dire frenata vigorosa, ecco, non dico violenta ma decisa, ecco, si rischia il testacoda. In questo caso non lo sta rischiando, ora tira il freno a mano e prosegue l'equipaggio numero 28. Bene, guardate quant'acqua solleva, quant'acqua, davvero tanta, ed è una dimostrazione questa di come è un percorso particolarmente non facile da affrontare con gli equipaggi in gara, e siamo ormai, ecco, ci avviciniamo a Pierangelo Meli col numero 23 e dunque col numero 30 era Matteo Bosetti, col numero 29 Andrea Bernardi, numero 28 Ennio Bini, quindi Max Longhi e Vanni Maran numero 26. Ora poi vedremo l'ex dakariano Pietro D'Agostino che ha vinto il Rally Monte Carlo con Marco Oldani, la numero 24. Era un po' scivolosa, poi mi prende. Sì, due nuotatrici su una prova così piena d'acqua è impegnativa. È impegnativa, sì, perché non è facile da tenere. Grazie mille. Ciao. Ecco, ci ha parlato Ennio Bini, era al microfono poco fa, ed ora Longhi, Maran e Fusetti. Sono tutti piloti varesini questi, che abbiamo anche Pierangelo Meli di Indunolona, e si va sempre più in alto per giungere poi al numero 1 che è Andrea Crugnola. Andiamo a vedere insieme come si stanno comportando queste vetture. Max Longhi in questo caso, Massimiliano Longhi con Marco Stocchetti, tutti e due varesini, Clio Super 1600 in azione. Queste vetture hanno circa 225-230 cavalli di potenza, trazione rigorosamente anteriore come tutte queste Clio. Sono vetture formative nelle cilindrate minori, ma no, ecco, esce ora con qualche esitazione Max Longhi, ma vediamo come si comporta ora alto all'inversione, si è fermato e ripartito. Ecco, noi
Diamo uno sguardo sempre alla classifica assoluta che vede Bernardi al comando e ha un vantaggio di 18 secondi e 5 su Vittalini, addirittura 1.07.6. Poi Pelgantini, Barazzetti e Bini. Vedremo ora le altre vetture come si inseriranno, le Clio Super 1600 a trazione anteriore e soprattutto la lotta qui è tra 3 equipaggi, tutti e 3 varesini. Massimo Fusetti, quindi Vanni Maran e Pierangelo Meli hanno la stessa identica vettura e se la giocano sul filo, direi, dei decimi di secondo. Anche stamattina tutte le 3 vetture erano accreditate di simili tempi l'una all'altra. Vediamo Longhi, numero 27. Sentiamo Longhi che è appena arrivato, com'è andata? Sì, dai, un po' di acqua in giro, come freddo, un po' così, si faceva un po' fatica in staccata, però dai, il rally, dai, vediamo domani di divertirci un po', anche se il tempo è brutto. Grazie. Grazie a te. Ecco, la diversa tipologia del commento, Linda, è sempre la solita. Vai da Crognola, De Tomaso, Di Palme, tutti gli altri top driver, chiedi come sta andando sotto l'acqua, con l'acqua sulle gomme, oppure la neve, se siamo a Monte Carlo, non so, ghiaccio, e non giudicano brutte le condizioni sono quelle. Noi dobbiamo sposare la nostra guida alle condizioni. Ecco, questa è la loro. Le hanno addirittura definite divertenti. Vedi, Sì. esatto. Chiaramente i piloti di lunga esperienza non c'è niente da fare, queste condizioni meteo le hanno già vissute più volte, sanno esattamente come muoversi, come guidare, è inevitabile. L'esperienza fa tutto. Esatto. Numero 25 in azione ora, che bello vedere proprio, si tratta di Vagliani, Fabrizio Vagliani con Federico Capilli di Genova, Fabrizio Vagliani è varesino, ci sono numerose coppie miste, che bello vedere, piloti che guidano, in questo caso non ci sono equipaggi femminili, anche quest'anno siamo dispiaciuti per questo, però vabbè, arriveranno nel futuro, ma ci sono delle bravissime navigatrici. Tra i numeri più bassi, direi, per coloro che ambiscono all'assoluta, navigatrice è Sofia D'Ambrosio, la navigatrice per esempio è di Domodossola, la navigatrice di Damiano De Tomaso, ma navigatrice è Monica Luca, navigatrice è Gea Daldini, Paola Moia, tantissime davvero, sono una trentina le navigatrici in gara oggi. Vediamo come se la cava Vagliani e ora partiranno i tre spadaccini tanto attesi, sono Maran, Fusetti e Meli. Ecco, siamo arrivati ora quasi alla partenza delle 4 ruote motrici, sono le cosiddette Rally 2 e la più accreditata, la più osservata da tutti è proprio la numero 1, cioè la Citroën C3 di Crognola, il 3 volte campione italiano. Immagini che per coloro che si fossero messi ora in ascolto sui canali YouTube, sui social di Prealpina, sul sito di Prealpina, ora queste immagini vi giungono in diretta da Caravate, tra Caravate e Gemonio, dove si sta svolgendo la prima prova speciale del Rally dei Laghi. La gara è domani. Ok, grazie. Vagliani è stato salomonico, mi viene da dire, la gara è domani. Se anche ho compiuto un piccolo errore, poco male, insomma, niente male, però vedremo come ce la caverà, lui dice. E in effetti ha ragione, cioè oggi sotto l'acqua 1 chilometro non bisogna prendere grandi rischi, mentre domani con 65 chilometri di prova speciale sulle montagne del Varesotto, tra Valganna, Valtravaglia, Valcuvia, lì saranno naturalmente le prove che faranno classifica in modo rilevante, direi. Vediamo i fratelli Maran, ci sembrano in azione, eccoli.
Sono i numeri 26, Vanni guida e il fratellino Lorenzo Maran naviga. Vediamo come se la cavano. Questa è stata classificata come Magugliani Arena nel nome proprio del top sponsor, direi, dell'evento. Ecco, siamo ora all'inquadratura di Leoni, con Leoni Prioni alla partenza, equipaggio lecchese, che la cui vettura è curata nei dettagli dal team Dream One Racing, è il team della famiglia Miele. Ma andiamo subito ad ascoltare Marano. Come mai siete passati dopo Vagliani? Perché si è spento e non partiva più, l'abbiamo accesa a spinta. Ah, ho capito, quindi com'è andata comunque? Bene. Diciamo bene, dai. Bella, questo è lo spirito ideale, anche se la vettura appunto ha avuto una défaillance, è partita spinta, ha perso magari del tempo, ma l'equipaggio non perde la concentrazione, non perde anche lo spirito del divertimento. Ora andrà meglio della serie la prossima prova, questo è lo spirito ideale del mondo rally, ma anche lo spirito che caratterizza i piloti professionisti, non dimentichiamolo, perché si vuole sempre avere una seconda chance, tranne che se fosse l'ultima prova dell'ultima gara dell'anno, che discorso. Ecco, diamo uno sguardo ora al comportamento di Max Fusetti, vediamo un po' come si comporta. Qui siamo con, ecco, Max Fusetti è in coppia con Pietro D'Agostino, mentre ora siamo con Cianfanelli. Cianfanelli è pilota valtellinese, quella pozzanghera parla da sola. Quella pozzanghera a fianco a Cianfanelli parla da sola. Eh sì, il nostro Matteo Alemanno l'ha inquadrata e vi fa capire anche la quantità di acqua che sta scendendo dal cielo, la quantità di pioggia. Bravo, se la sta cavando molto bene. Siamo al secondo giro della prima prova speciale per quanto riguarda Massimo Fusetti e Pietro D'Agostino, equipaggio numero 24. Vagliani è al comando della classifica assoluta, secondo Maran. Vagliani l'unico pilota sotto il muro del minuto. Oh, siamo scesi, abbiamo abbattuto il muro. Abbiamo abbattuto il muro del minuto con Vagliani, 59.4. E ora Massimo Fusetti. Ed era molto atteso Massimo Fusetti, ce l'abbiamo qui al controllo stop subito. Ciao Max. Ciao. Insomma. Cosa? Il tempo guardino. Sì, il tempo guardino che mi si è spenta 2 volte la macchina. Però ci sta, voglio dire, poi mi si è mandato tutto il vetro, non vedevo più niente, pazienza, dai, prova spettacolo, abbiamo fatto spettacolo, tanto la gara è domani. Ciao. Lo spirito è questo, dobbiamo divertirci e non dobbiamo perdere troppo tempo. Ecco, quando si spegne la macchina, quando queste vetture, che sono vetture da corsa proprio, non adattamenti da vetture di serie, ripetiamolo, ecco, ci sono alcune vetture che nascono per correre, altre che vengono adattate con un kit dalle case costruttrici. Ecco, questa è la Clio Super 1006 che vediamo ora in azione col numero 23. Andiamo a vedere di chi si tratta, è proprio Pierangelo Meli che va in testa a coda, perde tempo. E qui bisogna recuperarlo ma non osare troppo, perché altrimenti da un problema ne nascono 2. Ecco, e si tende proprio, qui vince senza dubbio il pilota più attento a non compiere errori, a non bloccare la vettura, a non farla spegnere nel motore. Ecco, le insidie davvero sono tante, più di quel che pensavamo. Sì, perché comunque la pioggia non smette, anzi sembra quasi ancora più forte di prima, e quindi questo sicuramente va ad impegnare molto il pilota nella guida.
E tu quando correvi con il fango sotto la pioggia in Sud America non certo erano piccole acquazzoni. Beh, però sai, noi non avevamo i tempi, quindi dovevamo solo venirne fuori integre, quindi tutto sommato era un altro discorso, non avendo un cronometro che fa il tic-tac, te la cavi diversamente. È vero anche quello, certamente. Abbiamo fatto un piccolo errore sull'inversione, ma dai, speriamo che sia andata bene. Sì, dai, 1.35.5 discreto, dai. Discreto, sì. Grazie, ciao, buona giornata. Eccoci, resta primo Vagliani, andiamo a vedere, ecco, la sua esattamente, lui è varesino, Fabrizio Vagliani, corre, dicevamo, con il genovese Federico Cappilli, primo miglior tempo assoluto, provvisorio naturalmente, sin qui siamo al numero, è transitato il numero più basso, il numero 23, Pierangelo Meli, eccolo, 1.055 Meli, Maran meglio di lui, 1.03 netti, e miglior tempo assoluto è appunto Fabrizio Vagliani, varesino, con Cappilli, genovese, 59.4. Vediamo come se la cava la prima vettura 4 ruote motrici, eccola, è la Skoda che anche qui tira il freno a mano, perde un po' tempo, vediamo, ecco, abbiamo senza dubbio Luca Tomatis con Luca Calori, il pilota è milanese, il navigatore varesino, quindi Andolina che è novarese, numero 18, e Marco Leoni che è lecchese ed è numero 16. Poi Cianfanelli che è un pilota valtellinese col numero 15. Ecco, da questi piloti ci aspettiamo tutti quanti possano rimanere sotto il minuto come tempo per completare la prova. Vediamo come se la cavano, soprattutto su questo terreno che non dovrebbe impensierirli dal punto di vista della trazione delle vetture. Tutte la trazione integrale. È arrivato Luca Tomatis e su Skoda Fabia. Aia! Eccoci con la partenza del numero, pronto a partire il numero 12, vediamo, si tratta di Alessandro Ripoli con Edo Brovelli. Andiamo a vedere la prova di Tomatis, come si è... ecco, lo troviamo sesto assoluto, si è inserito tra le vetture a trazione anteriore, e lui che ha una vettura a 4 ruote motrici è sesto assoluto con il tempo di 1.11.4, mentre testa coda pensiamo di Andolina, il pilota novarese. Andiamo a seguirlo in questa 2 giri della prova speciale spettacolo, e qui naturalmente la tentazione numero 1 è quella di tirare il freno a mano, ma bisogna saperlo dosare il freno a mano quando si giunge all'inversione sinistra che tra poco andremo a osservare. Vediamola con il pilota Michele Andolina e Alberto Moro, eccoli, freno a mano, lo capite anche di quanto tira il freno a mano da come si bloccano le ruote posteriori. Linda, tu usavi il freno a mano anche nelle situazioni più difficili per bloccare il retrotreno della vettura? Qualche volta sì, bisogna usarlo assolutamente. Il problema appunto è dosare per evitare il testacoda. Esatto. Ecco, vediamo Michele Andolina seguito da Marco Leoni. Adesso vediamo quanto noi pensiamo che Andolina, pilota abbastanza veloce, può inserirsi, può battere anche lui il muro del minuto. Vediamo come si comporta, e tra pochi istanti avremo il risultato. Luca Tomatis 1.11.4. Ecco, noi vi stiamo trasmettendo dalla sede di Prealpina a Varese, ma siamo in collegamento con Caravate, con le immagini in diretta sui canali di Prealpina e di Sempione News, sul canale YouTube e sui social, oltre che dal sito.
Maurizio Andolina, Colombi Racing di Bergamo. E qui ora velocizziamo l'andatura. Andolina ha chiuso col tempo di 1:31.8 e ora dopo di lui vediamo Marco Leoni che è arrivato dritto contro la rotopalla, sta perdendo tempo, il cronometro gira inesorabile in questo momento, deve immediatamente mettere la retromarcia come sta facendo e andarsene subito da questa situazione di impasse. Se l'ha cavata, secondo noi ha perso una ventina di secondi almeno. Ne ha persi tanti lì, sì. E lì, ecco, non ho capito bene come mai ci ha messo così tanto. E bisogna innestare la retromarcia, non è sempre facile trovarla, ecco, perché i selettori delle marce non sono con la cloche come al solito, come tutte quante le vetture nostre che usiamo nel traffico comune col cambio meccanico. Ora vediamo... qui arriva lungo, probabilmente ha un problema ora di sterzo perché abbiamo visto non ha usato il freno a mano. Ecco, ora vediamo come se la cava nel secondo giro, ecco, gira ben lontano da quella pozzanghera incredibile. C'è tanta acqua sicuramente. E qui ecco il suggerimento, noi pensiamo che i team dal parco assistenza, i piloti dal parco assistenza, i migliori ci abbiano sentito, abbiano visto queste immagini, e perché solitamente fanno proprio così, quando manca mezz'ora alla partenza del numero 1, il numero 1 non resta a bersi il caffè sul camper, va a vedere cosa accade al numero 30, al 20, al 10, e vedendo che questi punti sono particolarmente insidiosi, il punto dove ci sono le pozzanghere, anche Crugnola, Di Palma, Spataro piuttosto che De Tomaso o Pinzano avranno segnato sul loro quaderno note di stare molto attenti in quei 2-3 punti dove abbiamo visto le vetture intraversarsi e perdere tanto tempo. E ecco, ci siamo con uno sguardo alla classifica. Vagliani resta unico pilota sotto il muro del minuto, 59.4, Tomatis diciamo prima vettura, 4 ruote motrici con 1:11.4, ma pensiamo ora che questi tempi possano essere abbassati nel momento in cui un pilota si comporta, direi, in modo lineare, ecco, non compie errori marchiani, errori troppo gravi, ecco. Eccoci con una vettura del team Balbosca, qui siamo, bella questa inversione fatta d'arte, e siamo con Cianfanelli, Nicola Cianfanelli, Jacopo Innocenti, il pilota di Sondrio, il navigatore di Pistoia. Vediamo come se la cava anche facendo proprio espellere dalle scanellature del proprio pneumatico parecchia pioggia, e del resto le vetture Reina vengono progettate per quell'utilizzo, ecco. Guardate come, ecco, molto bravo, bravissimo direi, è andato ad accarezzare la rotopalla all'interno. Che ne dici, Linda? Sì, assolutamente perfetto, cioè l'ha proprio accompagnata, pulita e non ha perso nulla. Dici bene, ecco, la pulizia di guida cosa vuol dire? Tra virgolette, pulizia vuol dire non perdere tempo, girare alla corda. Quando si usa nell'atletica molto spesso prendendo a nolo la passione del nostro direttore Silvestro Pascarella, che ci racconta dei suoi trascorsi in atletica alcuni anni fa. Ecco, chi usa nel mezzofondo la seconda e la terza corsia perde del tempo perché allunga la propria corsa. Qui uguale, ecco, direi similmente all'atletica, bisogna usare la traiettoria alla corda, cioè più interna possibile per non allungare la propria strada. Vediamo come si comporta la vettura che segue, ed è quella di Gianluca Lucchi da Como, un giovanissimo davvero molto promettente.
E dicevamo tanto bravo, e ora vediamo come si comportano. Bravo anche il pilota che segue. Cianfanelli chiude con 1:21,7, 1:21,7, vediamo ora. Ora è in pista in questo momento, a caso di dire pista, dicevamo Gianluca Lucchi con Gianluca Marchionni, pilota comasco, il navigatore di Sondrio. Divertente questa fase, guardate come gira bene anche questo pilota giovane alla corda, molto attento a non perdere tempo. La vettura è la Skoda Fabia Evo, 1600 turbo, 4 ruote motrici, siamo su poco meno di 300 cavalli, ma in questi casi i cavalli non contano, anzi è meglio disporre di, come dire, quasi 30-50 cavalli meno, ma tutti quanti messi a terra. Quello che conta è scaricare a terra tutta la potenza. Quando si ha troppa potenza le gomme patinano e si resta fermi, come dire, ecco, non si acquisisce velocità, per meglio dire. E tra poco parte, il pilota macellaio di Piazza Beccarea, ed è proprio Alessandro Ripoli, mentre qui abbiamo visto l'ex vincitore nel 2016, Simone Miele con Roberto Mometti in gara, eccoli. Ma sentiamo ora le impressioni da Lucchi. Però ci siamo divertiti, la prima andata, la gara vera è domani, quindi va bene così. Grazie. Ora dopo questa fase, mentre aspettiamo Ripoli, ecco, vediamo Ripoli in azione, vediamo come si comporta molto bene la Skoda Fabia del team SMD di Varese, di via Montesanto, che ha costruito proprio Giuseppe Silvano, un team molto affiatato, e dispone di una decina di vetture, è uno dei team che è cresciuto gradatamente. Vediamo come si comporta Ripoli all'inversione. Bravo, bene, non perde troppo tempo. E come vedete, ecco, sono anche vetture più pesanti, non dimentichiamo, qui conta molto il peso anche nelle prove su acqua. Più leggera è la vettura e meglio te la cavi, diciamo. Ecco, qui siamo sull'ordine dei 1230 kg di peso queste Skoda 1600 turbo, mentre più leggere sono le Clio, per esempio, piuttosto che la DS3 trazione anteriore, e dunque anche in partenza, essendo prova molto corta, riesce ad essere più rapida nella partenza. Vediamo come si comporta ora nel risultato Ripoli. Abbiamo la classifica assoluta, ancora direi è immutata rispetto al precedente passaggio, con Vagliani, Marani, Meli, Bernardi, Longhi, Tomatis, quindi Fusetti, Ripoli e Cianfanelli. È stata proprio una prestazione eccellente quella di Fabrizio Vagliani, che da 15 minuti circa è al comando della classifica assoluta, mentre tra pochi istanti vediamo, ecco, Barsanofrio re con Monica Luca, se la cava bene, molto bene, bella questa. Qui siamo con una Polo GTI, è aumentata l'acqua, guardate quanto è aumentata anche la nube d'acqua, vero Linda? Al nostro fianco l'acqua sembra aumentata rispetto alle auto precedenti. Ecco perché alle 15 c'era una pioggerella alla fine, ora probabilmente si è intensificata la pioggia e siamo in collegamento proprio in diretta con Caravate, la prova show Magugliani Arena, che è lunga 1 chilometro, frutto di 2 giri di appunto 500 metri l'uno, e vediamo come se la cava dopo tanti sbandamenti questa Volkswagen Polo GTI con Barsanofrio Repil
corre con il supporto della moglie navigatrice Monica Luca. Ecco, ormai è alla fine. Noi riteniamo che possa entrare nei primi 5 dell'assoluta. Si è comportato molto bene, poi un personaggio che ama l'attacco. Vediamo se lo troviamo. Dovremmo giungere ora all'inserimento in classifica. Vediamo quanto tempo i cronometristi impiegano per inserire. Eccolo, 1:22. Sì, è proprio, sono cambiate le condizioni. Anche per Crognola dovrà dare il meglio per riuscire a vincerla, questa prova, perché sono cambiate le condizioni. Io dico Crognola per dire ai piloti, i top driver, ecco. Vedremo come si comportano, come se la saranno, se riescono a cavarsela da una situazione davvero dove l'acqua è aumentata sulla sede stradale e le vetture devono naturalmente dimostrare con i loro equipaggi tanto bravi di essere in grado appunto di staccare tempi sotto il minuto, perché abbiamo una media oraria, pensate, la prova è lunga 1 chilometro, se stiamo sotto il minuto siamo sulla media dei 60 all'ora, e certo l'acqua è aumentata sulla sede stradale, e questo è il mondo rally. Potrebbe interrompersi da un momento all'altro la pioggia e non si può naturalmente non si può fare altro che recriminare, in quel caso, da parte di quelli che hanno già compiuto la prova. Vedremo. La vettura è sempre la Skoda e il pilota in questo caso, vediamo, si tratta di Massimiliano Locatelli, pilota di Bergamo, con Stefano Tiraboschi, navigatore suo concittadino bergamasco. Poi avremo subito Pinzano, il pilota che punta alla vittoria, Corrado Pinzano di Biella. L'anno scorso ha vinto il Rally Villa d'Este a settembre, penultima gara del campionato italiano asfalto. Vedremo come se la cava subito, mentre ora pensiamo possa uscire il tempo da un momento all'altro, il tempo appunto del pilota che abbiamo visto poco fa. Eccoci, Luchi 1:22,5, Locatelli 1:23,7, mentre 1:03 Netti Maran che è secondo. Ecco, ora eccoci, ecco a Pinzano, Corrado Pinzano corre con Mauro Turati, pilota che ama l'attacco ma molto molto talentuoso, un pilota figlio d'arte, biellese. Lui è uno specialista dell'asfalto in ogni condizione, sia asciutto che bagnato. Se lui non dovesse andare al comando, allora davvero le condizioni dell'asfalto sono davvero molto cambiate rispetto ai primi passaggi. Bravissimo, guardate come, ecco, questa è la vettura ultima nata di casa Skoda, non è la Skoda Fabia Evo, ma è la Skoda Fabia RS, passo più lungo, cioè la distanza dalla sala anteriore alla sala posteriore, l'appendice aerodinamica posteriore che su acqua a basse velocità non conta nulla, perché l'appendice aerodinamica è assai poco importante in questi casi, e numerosi migliorie è riuscita a ottenere dalla casa costruttrice, che non dimentichiamo è casa Volkswagen per Skoda, e ha realizzato un'automobile davvero eccellente, Skoda, con la Fabia RS. Ecco, da un momento all'altro adesso diamo il tempo finale, poi passeremo alla linea alla regia. Ecco il tempo, Pinzano 1:18,2, sono davvero cambiate le condizioni, è aumentata di molto la pioggia. Ora diamo la linea alla regia, subito.
Suzuki continua gli incentivi. 4.500 euro di vantaggi senza rottamazione. Tutto chiaro, senza sorprese. Emporio Carni Bombari, da 40 anni è sinonimo di qualità, tagli di carne di prima scelta con tante offerte giornaliere, formaggi di ogni varietà, ampia scelta di frutta e verdura sempre freschissima, gastronomia con specialità da gustare ogni giorno. A Busto Garolfo, via Luigi Cadorna 44. Video ispezioni, noleggio cassoni scarrabili e smaltimento rifiuti speciali, bonifiche sottotetto da guano di volatili, bonifiche e prove di tenute su serbatoi interrati e non, smaltimento amianto e posa nuove coperture, bonifiche di siti inquinati. Riprendiamo subito la linea dallo studio per presentarvi questa prova speciale Magogliani Arena, prima prova speciale del 32esimo Rally dei Laghi. Eccoci in collegamento con i canali Prealpina, ecco in collegamento con i social di Prealpina e di Sempione News, ed eccoci con Giacomo Scatolon che ha chiuso ora la sua prova. Giacomo Scatolon è compagno di squadra, per tutto l'anno lo sarà, con Gabriele Zanni, compagno di squadra di Andrea Crognola, campione italiano in carica, che partirà col numero 1, mentre Scatolone qui è partito col numero 8. Vediamo come se l'è cavata Giacomo, pilota anche lui, figlio d'arte, e pilota dunque, ecco, Penzano 1.18.2. 1.18.2, c'è stata una revisione dei tempi da parte dei cronometristi. Catolone terzo, 1.19.4. Ora vedremo di stabilire davvero un livello della classifica direi definitiva, ma attenzione perché è in pista ora un altro equipaggio, è quello composto da Simone Miele e Roberto Mometti. Guardate, questa è la Skoda ultima nata del team Dream One Racing di Marnate, accanto a Busto Arsizio, ed eccolo in azione Simone, il papà Mauro Miele, campione del mondo 2022 nella categoria Master, proprio con questa vettura, con la Skoda Evo, e poi nel 2023 la nascita di Skoda RS. Ed eccoci ad osservare, lui è uno dei più straordinari navigatori luinese, Roberto Mometti, e quando Simone ha deciso di mettersi in gioco e di guidare proprio nel Rally dei Laghi anche su acqua, ha voluto a fianco un navigatore esperto quale Roberto Mometti, che Linda tu conosci bene, benissimo. Sì, assolutamente, Roberto fa parte degli storici, no? Fa parte degli storici e soprattutto degli istruttori, perché sta proprio formando degli ottimi navigatori giovani, ventenni. Una ragazza che si è formata proprio con lui è proprio la Giulia Paganoni. Giulia Paganoni, navigatrice delle classi R4, la vedremo in azione. Tra poco, attenzione al risultato, Simone Miele al comando della gara, che bello vedere, Simone Miele, Roberto Mometti, Skoda Fabia, secondo Pinzano a 1.4, terzo Scatolon a 2.6, quindi Ripoli a 3 secondi, e ora vedremo, ecco, c'è stata una revisione dei tempi, dunque nessuno sotto il muro del minuto. Noi vi abbiamo letto i tempi che la Federazione Italiana Cronometristi ci ha fornito sul display
non vogliamo essere complici in questo errore, ci dispiace perché stanno lavorando bene, ma attenzione alla vettura griffata prealpina, eccolo, in azione Pippo Pensotti, addirittura sale sul cordolo di mezzeria per tagliare, e in questi casi l'adrenalina va a 1000, bisogna stare molto attenti a non perdere la traiettoria ideale. Vediamo come se la cavano anche i nostri cameraman. È aumentato il pubblico, come vedete, tutti quanti con l'ombrello, tutti quanti a cercare di non perdere un momento, un attimo di questa prova. Bene, se l'è cavata bene, qui ha deciso proprio di tagliare. Il cordolo gli piace, bella la battuta di Linda Voltini al nostro fianco, dice molto bene. È possibile tagliare, sì, perché non c'è nessun problema a questo proposito. Vediamo come se la cava, ormai siamo al colpo di reni finale per Pippo Pensotti e Gabriele Falzone, la Skoda numero 6. Vediamo, pensiamo possa chiudere nei primi posti della classifica. Tra pochi istanti avremo il risultato e l'inserimento del suo tempo a livello nella classifica. Eccolo, è quinto a 9 decimi da Ripoli, bene, quinto assoluto a 9 decimi soli 9 decimi dal quarto, ha preceduto Cianfanelli, Barsanò Ferré, altre vetture di 4 ruote motrici. Importante è sempre da queste prove non uscire con dei pesanti ritardi, ma dare spettacolo, divertirsi, divertire il pubblico e perdere meno tempo possibile, ecco, diciamo, o vincere oppure perdere, rimanere a ridosso del primo assoluto. Guardate in azione Beppe Freguglia, 4 volte vincitore del Rally dei Laghi, pilota e meccanico. Prima di essere pilota è stato meccanico del team Top Run. Linda, tu ricordi i tempi della Top Run Racing di Castiglione Olona con le Mitsubishi del mondiale? Sì. Tu hai corso con Mitsubishi Lancer, è una vettura molto impegnativa, molto pesantina, 300 cavalli ma 1400 kg. Guardate che bravo Beppe Freguglia e Marco Pollicino, navigatore, questa sta usando la vettura del team PR Racing, sta guidando molto bene. Beppe Freguglia è pilota, è un meccanico che tutti i giorni è un autoriparatore a Castronno, lui è di Besnate. Poco prima dell'inizio della diretta ci ha proprio chiamato con il suo figlioletto con la mamma Rossella Senaldi, la moglie di Beppe Freguglia, per conoscere le condizioni dell'asfalto e eccole, le condizioni sono di pioggia costante, eccoli. Vediamo come chiude. Dunque al comando troviamo Miele a soli 1 decimo, pensate Freguglia, pensate il livello, quanto è alto e quante sono affiancati uno all'altro. Freguglia secondo assoluto, a 1 decimo di secondo da Simone Miele che è al comando della gara. Terzo Corrado Pinzano, tutte e 3 sono le Skoda Fabia e tutte e 3 sono Skoda Fabia RS. L'ultima arrivata dal gruppo Volkswagen, ecco. La Casa della Repubblica Ceca ha sfornato queste automobili davvero straordinarie. E vai, che bella questo traverso. Questo è Spataro. Ecco, tu lo conosci bene, Andrea. Andrea sì, lo conosco da quando era ragazzino, da quando proprio ha cominciato a correre. Pilota luinese, corre con Alessia Muffolini, la sua compagna di vita, hai detto se la sta cavando molto bene. 2 anni fa ha vinto tra l'altro il Rally dei Laghi con la stessa vettura. Forse adesso anche la pioggia sta dando un pochino di tregua, almeno dal monitor sembrerebbe, non ne sono così sicura, ma forse. Vediamo come se la cava, adesso qui dopo l'inversione ne arriva un'altra, sovrasterzante la vettura, lo vediamo, però se la cava molto bene. Guarda come è passato pulito. Bravissimo, nel tagliare la curva di quel tanto che basta. Sì. Qui il rischio è quello di andare contro la rotopalla, certo. Non danneggi la vettura, ma ti fermi. Ma ti fermi e devi ripartire dalla prima marcia. Queste vetture hanno 7 marce
allora quelle nel VRC 1, nella Rally 1 arrivano al massimo appunto delle 7 marce nel cambio di velocità. Vediamo come se l'è cavata, vediamo se riesce ad andare al comando e battere Miele, tra poco avremo il risultato. Vediamo, terzo è Spataro che si mette proprio tra Pinzano e Freguglia. Al comando resta Simone Miele, Roby Mometti, secondo Freguglia a un solo decimo, terzo Spataro a 1 secondo e 1. È la vettura più divertente però il passaggio, nel senso che ha perso forse un po' di quel pochi decimi di secondo, perché la vettura era sovrasterzante, ma senza dubbio è un assetto che lui ha voluto. Ma attenzione a De Tomaso, arriva ora Damiano De Tomaso, sono i primi 3 della classifica assoluta. Vediamo, anche lui sovrasterzante. La pioggia ora è meno intensa, ci dicono anche da Caravate. La pioggia è decisamente meno intensa ed ora eccoci con Damiano De Tomaso e Sofia D'Ambrosio, eccoli in azione con la nuova Citroën C3 Super Turbo 1600 e sono in gara per testare la vettura in vista del campionato italiano, il campionato italiano rally che Damiano De Tomaso con la scuderia Turbocar, la scuderia Pintarelli e il team Turbocar hanno, direi, chiuso un pacchetto, speriamo, favorevole per il nostro pilota di Ispra, Damiano De Tomaso, che merita tanto sostegno dopo un'annata decisamente sfortunato, che lo ha visto protagonista l'anno scorso di alcune prestazioni non all'altezza del suo talento, che Damiano è tanto bravo. Vediamo, da un momento all'altro avremo il risultato elaborato dai computer della Federazione Italiana Cronometristi, che sta rilevando i tempi dalla prova speciale. Va al comando, è andato al comando Damiano De Tomaso con Sofia D'Ambrosio, Citroën C3, si scalda, direi, la freddolosa prova speciale dal punto di vista climatico, senza dubbio fredda, siamo sotto i 10 gradi, ma io direi torrida la classifica. È tornato il nostro Daniele. Spettacolo. Guarda, pochissima aderenza, però bello per il pubblico, spettacolare. Bocca al lupo. È al comando proprio, ecco, che è bello vedere Gio Di Palma, eccolo, Gio Di Palma e Cobra, vediamo come se la cavano, vincitori nel 2018 e nel 2023 delle Rally dei Laghi, e qui hanno la vettura identica a quella che avevano l'anno scorso, è la Skoda Fabia e Evo del team RF, hanno vinto l'anno scorso il campionato Coppa Zona 3 Lombardia, hanno sbaragliato il campo, hanno vinto a Bergamo, hanno vinto a Varese. Bravo Gio. Conosco Gio Di Palma dal 2007, da quando l'ho visto diventare campione italiano motocross MX2 250, correva con il team ufficiale di Honda, con la Honda 250, appunto il quarto di litro, e poi problematiche alle braccia lo hanno tenuto lontano per alcuni mesi. Lo sport del motocross è, a nostro giudizio, tra gli sport motoristici il più duro fisicamente in assoluto, e si è impegnato nel mondo rally e ha dimostrato di essere davvero tanto bravo, tanto veloce. Daniele, se ci senti, pronto dunque? Grazie Daniele. Quella che stanno tornando è quella di Gio Di Palma, navigato da Cobra, lo sentiamo subito a caldo. Com'è andato questa prova spettacolo? Ma si scivolava più del previsto, ho fatto 2 dritti, però abbiamo fatto un po' di traverse, tanto pubblico, quindi sicuramente è andata bene. Ringraziamo il vincitore pulsente Gio Di Palma.
questo era il suo responso per quanto riguarda la prova spettacolo qui alla Corce. Daniele, ti vediamo in buone condizioni, ma ti vediamo soprattutto senza ombrello, ma vediamo sta andando al massimo Crugnola, vediamo ora come se la cava, Andrea alla corda, via, mettiamo alla corda il nostro grande campione, vediamo come se la cava. Damiano De Tommaso al comando della gara con un solo decimo di secondo davanti a Joe Di Palma, e pensate, solo 6 decimi di secondo è terzo Miele, Simone Miele terzo, ma solo 6 decimi. Bravo nell'uscita di questa curva, e anche lui come Pensotti va sul cordolo, guardate, bella questa immagine. Andrea Crugnola e Andrea Sassi, team PF Sport di Cesena, Citroën C3 1600 turbo 4 ruote motrici, che ha vinto il campionato italiano l'anno scorso, poi nel 2022 e nel 2020. Ora arriverà al punto del controllo stop e da un momento all'altro avremo un risultato. Andrà al comando, sì, è al comando Andrea Crugnola, addirittura con 1 secondo e 2. Sì, sembrerebbe poco, ma su 1 chilometro, vista la distanza degli altri, ha dato la zampata del campione. Ancora una volta la zampata. Ma guarda, ho fatto un piccolo errore con l'acquaplaning e adesso bisogna vedere, però peccato per l'errore, dai, comunque prima provo bene, non ne ha pazienza. Ok, è primo. Vediamo cosa dicono e va bene così, dai. Guardate anche nell'analisi come lucido, riesce a capire, ecco, l'acquaplaning cos'è? Vuol dire che in alcune frazioni di secondo, non pensiamo oltre frazioni di secondo, alcuni decimi di secondo, il pneumatico non ha aderenza con l'asfalto in quel momento, e allora sente senza dubbio bloccare la vettura, e lì si perde direzionalità. Linda, che ne dici di questo personaggio? Lì poi con l'acquaplaning ci vuole tanta lucidità e recuperare subito la situazione. Ecco, recuperare vuol dire alzare il piede innanzitutto, ma soprattutto non perdere la direzionalità del mezzo. Assolutamente. Altrimenti vai dritto. Che bravo davvero, ci ha stupito. Perché ci ha stupito? Perché messo alla corda, dicevamo, messo alle strette, è personaggio che non sbaglia in situazioni, credete, molto critiche, perché ora su bagnato bisogna essere abili a non sbagliare se si forza a questi livelli, perché se andiamo nel traffico comune oppure passiamo in queste strade nel traffico quotidiano, insomma, non rischiamo nulla con i nostri pneumatici, ma se forziamo e dobbiamo vincere a tutti i costi la prova speciale, ecco, dopo che Miele è stato superato di Palma di 5 decimi di secondo, De Tommaso ha superato Di Palma di 1 decimo di secondo, gli equipaggi erano davvero ravvicinati uno all'altro. Arriva Crugnola e stacca un tempo davvero di rilievo. 1 secondo e 1 su De Tommaso, 1 secondo e 3 su Di Palma, quindi Miele quarto a 1 secondo e 8, Freguglia è quinta a 1 secondo e 9, Spataro è sesto a 2 secondi e 9 decimi, settimo è Pinzano, Corrado Pinzano a 3 secondi e 2, ottavo Scattolon Giacomo con la Citroën a 4 secondi e 4, nono è Ripoli a 4 secondi e 8 e Filippo Pensotti è decimo a 5 secondi e 7. Questa fase, cara Linda, raccontaci un po'. Quanto ti ha coinvolto e quanto ti ha divertito? Beh, diciamo che è stata una prova spettacolo con assolutamente lo spettacolo, perché la pioggia, per quanto diciamo aspetto negativo per tanti piloti, ma per il pubblico certamente è più spettacolare, entusiasma di più vedere le difficoltà dei piloti e come reagiscono poi a livello proprio tattico. Ecco, quando si dice in gergo realistico, quando la pioggia mette il pepe. Mette il pepe perché mette a dura prova la capacità di guida del pilota e l'interpretazione della curva. Queste curve sono, direi,
vanno a vista i piloti, cioè ascoltano il navigatore e il navigatore conferma le loro ferme impressioni, diciamo, ecco, loro sanno già cosa stanno affrontando perché hanno imparato a memoria 500 metri di strada, si impara a memoria, e poi stanno vedendo davanti a sé cosa stanno affrontando. La nota li conferma ulteriormente. Ecco, messi alle strette questi piloti devono reagire con la massima lucidità, freddezza, conoscendo soprattutto la propria automobile. Più gare si disputano, meglio reagiscono. Bello questo casco di Volpi, merita un plauso, merita l'inquadratura di Matteo Alemanno, ecco il nostro cameraman. Volpi, complimenti, bellissima disegno sul casco, mentre è arrivato ora al termine della sua prova Pederzani. Ecco, Riccardino Pederzani chiude, ha chiuso Moreno Cambiaghe e Giulia Paganoni 1:22,9. Va male, ho sbagliato, ho fatto un errore, solo che non andando la retromarcia ho perso un po' di secondi, quindi non lo so, se ne frega, va bene. Domani, dai. Bello. Quel chi se ne frega finale rende il quadro completo, cioè della serie. Vediamo quanto ha perso rispetto al suo rivale ravvicinato. Allora in classifica, diamo uno sguardo alla classifica e troviamo certamente il nostro pilota Riccardo Pederzani di Gavirate. Lo troviamo in classifica, scendiamo 1:49,2 e domani dovrà riguadagnare parecchio svantaggio perso, parecchi secondi, perché il suo rivale 1:22,9 e ha perso una ventina di secondi Riccardo Pederzani. Bene. E sta proseguendo la classe R4, una classe particolarmente combattuta questa, vetture a trazione anteriore ma vetture tutte dotate di motore turbo, bassa cilindrata, questo downsizing che sta facendo breccia direi tra le case, la cui tecnologia, ecco queste sono proprio tecnologie prese a piene mani dalla sperimentazione di serie, perché sono automobili derivate direttamente dalla serie, in questo caso è la Peugeot 208, ma è l'ultima versione della 208 Turbo 1200 e vediamo come si comporta. Ora, uno dopo l'altro, vediamo tutti i concorrenti, ma noi saremo pronti a mandare un contributo filmato senza dubbio interessante, perché l'abbiamo rilevato il contributo filmato numero 4 che siamo andati a intervistare a Villa Recalcati i sindaci proprio che hanno permesso col loro supporto l'esecuzione di questa prova, l'esecuzione di queste prove speciali, di questo rally. È arrivato a fine prova Mattia Broggi e tra poco vi daremo il tempo, ma prima ascoltiamo i sindaci. Figlio d'arte, classe 1988. Ecco a voi Simone Miele, la simpatia personificata, sì, però anche la voglia della sfida continua. Lui il motocross non l'ha praticato come nonno Miele Mauro, ma Simone è sempre pronto alla sfida, come se fossi un crossista, insomma, sempre pronto al cancelletto. Hai vinto quasi 8 anni fa i Rally dei Laghi, come si prospetta questo tuo, io direi, percorso evolutivo, fatto di impegno anche, continuamente cambiando anche automobile, e perciò è una sfida continua anche con te stesso? Ma assolutamente sì, dai, il Rally dei Laghi sicuramente anche nel 2016 ha segnato parte della carriera che ho fatto, che è partita nel 2007, guarda caso proprio dal Rally dei Laghi. Comunque è la gara di casa,
forse era, adesso mi sono un attimino trasferito negli ultimi anni e non lo è più, ma sicuramente siamo qui in provincia di Varese, quindi rimane sempre il Rally dei Laghi qualcosa di speciale. Dicevamo Simone è sempre pronto alla sfida, perché? Perché questo cambiamento, ora la domanda è proprio questa, lui ha vinto nel 2016 con la Ford Fiesta VRC, oltre 300 cavalli di potenza, la stessa vettura, pensate che l'anno dopo con la stessa vettura Fiesta VRC, stessa potenza, stessa tipologia, ha vinto con Corugnola la stessa gara, perciò siamo ai livelli massimi poi dell'espressione, dalla frenata alla velocità in curva. Dicevamo Simone è sempre pronto alla sfida, perché? Perché questo cambiamento, ora la domanda è proprio questa, lui ha vinto nel 2016 con la Ford Fiesta VRC, oltre 300 cavalli di potenza, la stessa vettura, pensate che l'anno dopo con la stessa vettura Fiesta VRC, stessa potenza, stessa tipologia, ha vinto con Corugnola la stessa gara, perciò siamo ai livelli massimi poi dell'espressione, dalla frenata alla velocità in curva, ma pensate, il livello Ritorniamo in diretta, stiamo vedendo la vettura numero 40 e la Peugeot 208 Turbo di Davide Chiappa, in atto proprio in azione ora, ma attenzione perché in questa classe Mattia Broggi con Manuel Dal Santo ha ottenuto un ottimo tempo 1:22.5. Pensate quanto è vicino a Moreno Cambiaghi e Giulia Paganone di Varese con 1:22.9, vicinissimi a 4 decimi di secondo. Poi seguono a parità di vettura molto bene Battistelli Ciorcaro 1:24.5 e per seguire per scendere a uno sfortunato Riccardino Pederzani che partito ad handicap, diciamo, dovrà recuperare 20 secondi perché il suo tempo è di 1:49.2. Il tempo più alto per lo sfortunato Marcone Leoni, ma dice il nome Leoni, lui tornerà come un leone domani, vedrete come salirà in classifica. Per ora ha il tempo più alto accreditato di 1:57.2, frutto di quella dritto di quando non riusciva a mettere a ingranare la retromarcia e purtroppo lì ha perso tempo. Ecco, al nostro fianco Linda Voltini che si sta divertendo nel vedere prima le trazioni anteriori, poi di poco è andata a calare la pioggia, le trazioni integrali, però comunque sia la trazione, penso che ad emergere, a trionfare sia la tecnica di guida. Beh, sicuramente il pilota ha sempre la sua bella parte, chiaramente, indipendentemente dalla macchina che si trova a guidare, poi ci mette del suo. Ci è molto piaciuto naturalmente ed ora vediamo il team di Miss Rally dei Laghi col numero, in questo istante il numero 41. Andiamo a scoprire. Allora, dopo Davide Chiappa abbiamo Stefano Roncadori di Brescia, Davide Chiappa è del Canton Ticino, poi Federico Gangi è di Savona, seguito da Paolo Volpi di Bergamo, Luca Gualdi anche lui di Bergamo, poi abbiamo Maurizio Guzzi varesino come Alessandro Premoselli, io penso Alessandra Premoselli, tanto brava Alessandra, e poi abbiamo con certezza, no, Alessandra Calori è successiva con Laiola corre, mentre Alessandro Premoselli con Guzzi, e poi i due polacchi sono Piotr Ilnicki e Kamila Gersfatla. Benissimo, eccoci qui dunque a seguire questa prova spettacolo e dopo il contributo filmato, l'intervista a Miele di cui manderemo il contributo completo poi in seguito, io direi di passare dunque ai 2 minuti di contributo con i sindaci. Sintesi di Matteo Alemanno. Laghi io l'ho nel cuore fin da quando ho 6 anni perché abito a Valganna, quindi sul tragitto di una delle prove speciali più significative, quindi da piccolino andavo anche a vedere le prove. Sono un po' cresciuto con Rally dei Laghi. Ancora Varese,
un capoluogo, una provincia che continua a stupirmi. Tanto sport, veramente tanto sport, una ricchezza incredibile, dal canottaggio alla pallacanestro alle Tre Valli Varesine, e questa volta sono qua per il 32esimo Rally dei Laghi. Siamo molto felici di ospitare questa 32esima edizione del Rally dei Laghi, un rally internazionale, e siamo contenti che abbia come base di partenza proprio Caravate. È un trampolino visivo importante che rende veramente fiera tutta la cittadinanza di avere un parterre così bello e così ampio. Siamo molto felici che ASD Rally dei Laghi Sabella continuino a organizzare il Rally di Varese, perché è il nostro rally, è la passione dello sport e noi la sosteniamo come ogni anno, sia con il nostro impegno che con l'entusiasmo. Finalmente dopo qualche anno torno a correre con una macchina d'assoluto che mi darà la possibilità di allenarmi in vista del primo appuntamento del campionato italiano, e ovviamente è la gara di casa, quindi ci tengo a far bene sia per gli sponsor che mi danno una mano per tutto il campionato, ma soprattutto anche per gli sponsor locali. So benissimo che comunque gli avversari saranno tosti, le previsioni meteo sembrano tendenti al brutto, quindi sarà una difficoltà in più. Rally che ospitiamo per la prima volta sul nostro territorio, un territorio che già ospita la sfilata di auto storiche con la prova di precisione sulla strada che sale per Mondonico. Questa volta abbiamo voluto inserire anche la prova del rally per dare maggior risalto al nostro territorio, a questa manifestazione che è presente già da tanti anni in provincia di Varese. Beh, che dire, un'altra manifestazione, una delle più storiche del territorio, che coinvolge tanti comuni della provincia di Varese. Complimenti, perché resistere per più di 50 anni con una manifestazione del genere è davvero qualcosa di grande, per cui un'altra manifestazione importante per il nostro territorio che mette insieme tanti comuni. Sarà una bellissima giornata di sport. Ritorniamo in diretta, ritorniamo da Caravate. Queste immagini vi giungono appunto dalla prova speciale Magugliani Arena, è la prima prova speciale del Rally 32esimo Rally dei Laghi. E noi vi stiamo trasmettendo dalla sede, dallo studio di Prealpina. Siamo in collegamento con i social di Prealpina, di Sempione News, e il canale YouTube, oltre il sito ufficiale prealpina.it. Ma poco fa si è consolidata la classifica assoluta con l'arrivo dei primi, dei top driver. Hanno chiuso la loro prova speciale Andrea Crognola con Andrea Sassi, fissando il miglior tempo nel risultato di 1 minuto 15 secondi e netti, e 0 decimi. Quindi De Tomaso e D'Ambrosio, Damiano De Tomaso e Sofia D'Ambrosio a 1 secondo e 2, cioè totale 1,16 e 2. Quindi Di Palma e Cobra 1,16 e 3, a un solo decimo da De Tomaso, e a soli 5 decimi da Di Palma troviamo Simone Miele e Roberto Mometti, e pensate, a altri 3 soli decimi abbiamo il risultato di Freguglia e Pollicino. Beppe Freguglia e Marco Pollicino sono quinti assoluti. Subito dopo Spataro a 8 decimi di secondi da Freguglia, quindi Pinzano a 3 decimi da Spataro, al pilota che lo precede, quindi Scattolon a 1 secondo e 2 da Pinzano, a seguire nono assoluto Ripoli Brovelli, decimo assoluto Pensotti e Falzone con la Skoda firmata Prealpina, quindi Cianfanelli Innocenti 11°, Barsanoforo Re 12°, Gianluca Luchi 13°, Mattia Broggi molto bravo. Il pilota di Gemonio ha stabilito il miglior tempo della sua classe e se la gioca sul filo dei decimi con Moreno Cambiaghi e Giulia Paganoni. Mattia Broggi si avvale di Manuel Dal Santo come navigatore e sono in testa, direi, alla classe Rally 4, molto molto combattuta quella classe. Vede Davide Chiappa vincitore del trofeo Lakes Rally 2023, quindi Gangi è quarto, Battistelli è quinto di questa classe, quindi seguono Volpi, Roncadori
e ha perso tempo, ma domani potrà recuperare, Riccardino Pederzani con la giovanissima navigatrice dunque Omacini. E siamo dunque, ora si sta disputando la prova per quanto riguarda altre vetture in gara. Abbiamo l'equipaggio polacco numero 46, 47 Gherardi, 48 Fredducci, 49 Macci e 50 Imberti. Sono tante le vetture iscritte, sono 120 iscritte a questa gara, sono le ore 17:22, la prova è partita alle ore 15:56 puntuale, con tanta pioggia per terra, davvero sempre più copiosa, sempre più intensa, e negli ultimi 20-30 minuti è andata a calare, ecco, e ciò ha favorito anche l'espressione velocistica dei piloti. Si ha naturalmente una differenza in questi casi. Al nostro fianco Linda Voltini, sempre attenta a cercare di capire le logiche tecnologiche ma soprattutto sportive con cui si disputano queste prove. Quando la pioggia cessa o comunque si attenua rispetto ai piloti agli equipaggi che sono transitati prima, ora sono favoriti questi. Certamente, i primi erano veramente sotto un diluvio molto pesante, molto copioso, e quindi penalizzati sicuramente. Ora vediamo come prosegue, perché poi cambia velocemente il meteo, quindi... Certo, e soprattutto in vista anche della giornata di domani. Domani saremo in diretta dalle ore 8:30 circa del mattino con Peralpina, con i canali social e con YouTube e sul sito, per cercare di seguire le 3 prove per 2, 3 prove ripetute. Si tratta della prova di 7 Termini che parte da Montegrino, Valtravaglia, quindi la Valganna che parte proprio dall'abitato di Ganna e termina a Ghirla passando da Boarezzo, quindi il Cuvignone, la prova più lunga, più difficile, la più amata ma detestata, a seconda di come la si vuol vedere, cioè da una parte chi riesce a ottenere ottimi risultati la predilige, chi invece fora una gomma piuttosto che sbecca un cerchio e regala agli avversari 2, 3, 4 minuti o si deve ritirare, è una prova maledetta. Insomma, è una prova sulla quale naturalmente dal ciclista Alfredo Binda, che si allenava, perché termina Cittiglio, il grande campione del ciclismo, si allenava sulla salita del Covignone, ma anche quel pazzerello, il nostro amico simpatico di Claudio Chiappucci, che domani sbarcherà a Varese dopo alcuni giorni di allenamento e relax anche in Egitto, ci ha telefonato ieri dicendo che ci verrà a trovare domani qui in Prealpina, lo vedremo, e Claudio Chiappucci anche lui ha un ricordo straordinario del Cuvignone. Ecco, vediamo Daniele al controllo stop con Guzzi e Premoselli. Daniele, ci senti? Ti sento forte e chiaro, Beppe. Ora sta piovendo molto poco, sta piovigginando a nostro giudizio. È smesso di piovere, ovviamente come dicevate voi adesso in diretta, i piloti stanno trovando delle condizioni meteorologiche diverse. Prima la pioggia batteva forte, adesso non dico che troveranno l'asciutto, però ovviamente le condizioni saranno più agevoli per affrontare questa prova speciale di oggi di apertura del Rally dei Laghi. Daniele, quanto ti sei divertito all'interno degli abitacoli? Era torrido la temperatura dentro l'abitacolo? Era caldo, veniva molto caldo dall'interno delle vetture, si sentiva insomma questa cosa, ovviamente lo spalzo termico da dentro a fuori era molto evidente. Guarda, è in atto adesso un testacoda, si è fermata la vettura dei polacchi, ci dispiace, siano proprio loro ospiti graditissimi in provincia di Varese, per la prima volta sbarcati a Varese, ora la loro vettura è la Fiesta Rally 4, non riparte non hanno nessun incidente, si sono solo intraversati, ma ora a quanto pare guardate la bandiera polacca sulla presa d'aria sul tetto,
È la numero 46, sì, è proprio la Ford Fiesta Rally 4 di Piotr Ilnicki e Kamila Gelaska. Ma cerchiamo di spingerla, facciamo qualcosa perché possa ripartire. Ecco, no, non riesco a credere che si debbano ritirare, non riesco a credere davvero. La vettura sembra bloccata. Ora vedremo se i commissari. Ora è stata bloccata la serie di partenze. La nostra telecamera sta puntando proprio sulla rotopalla e come vedete la direzione della vettura è corretta dal punto di vista proprio così della direzionalità, perché avrebbe dovuto girare in questo modo e realizzare il tondo come ha fatto Corognola, come ha fatto Di Palma piuttosto che De Tomaso, ma si è fermata proprio al vertice della curva, si è proprio inchiodata in gergo rellistico. La prova è interrotta, ora la navigatrice sta indicando l'addetto alla logistica della prova speciale che probabilmente hanno sbattuto contro la rotopalla che non si muove assolutamente. Queste rotopalle sono pesanti e solo un trattore le può muovere. E ora interverrà senza dubbio il carro attrezzi, perché come vedete la vettura è bloccata. Ecco, in questo caso uno pensa l'equipaggio polacco si ritira. No, potrebbe non ritirarsi se la vettura dovesse essere riparata nel corso della notte, nel corso della serata e della notte. Certo, avrebbe una penalizzazione rilevante. Ora la bionda navigatrice si è tolta il casco, la vedete sulla sinistra del vostro schermo, sia che siate a casa che siate sulla prova speciale spettacolo. Eccoci, ora è stata rimossa, perciò non è bloccata, è solo il motore forse che non riesce, ma l'impianto elettrico funziona, la vediamo che i fari funzionano, ma ora vedremo la prosecuzione. Dopo una penalità assolutamente doverosa, purtroppo domani potrebbe ritornare in gara subendo una penalità. Bene, a questo punto diamo la linea alla regia e ritorneremo ad osservare la diretta tra pochi istanti. Video ispezioni, noleggio cassoni scarrabili e smaltimento rifiuti speciali, bonifiche sottotetto da guano di volatili, bonifiche e prove di tenute su serbatoi interrati e non, smaltimento amianto e posa nuove coperture, bonifiche di siti inquinati. Emporio Carni Bombari, da 40 anni è sinonimo di qualità, tagli di carne di prima scelta con tante offerte giornaliere, formaggi di ogni varietà, ampia scelta di frutta e verdura sempre freschissima, gastronomia con specialità da gustare ogni giorno. A Busto Garolfo, via Luigi Cadorna 44. Suzuki continua gli incentivi. 4.500 euro di vantaggi senza rottamazione. Tutto chiaro, senza sorprese. Ed eccoci tornati
in diretta con Caravate e ora avete visto hanno rimosso la forfiesta degli sfortunati conduttore e secondo conduttore, pilota navigatrice di Polonia, ospite per la prima volta a Varese. Ci dispiace, sono proprio loro, come dire, pronti via, come si dice in gergo, e subito fermi a subire una pesante penalizzazione. La vettura è targata, come vedete, è targata Polonia. Loro al momento, l'equipaggio alla vigilia era felicissimo, l'abbiamo incontrati ieri e direi raggiante di essere in Italia, soprattutto di disputare la loro prima gara in Italia della loro vita. Ecco, e li abbiamo incontrati alla Una Hotel di Via Albania Varese, dove hanno preso parte alle verifiche ieri pomeriggio, nel tardo pomeriggio di ieri, alle verifiche sportive e tecniche. Cosa succede alle verifiche? Molti si domandano. Ecco, alle verifiche sportive l'equipaggio, compresi i 2 sfortunati polacchi, hanno presentato i documenti, cioè la patente di guida, la licenza internazionale, piuttosto che le visite mediche superate, ecco, tutti i documenti indispensabili. Invece alle verifiche tecniche, i verificatori tecnici ufficiali di gara della federazione AC Sport verificano appunto, come dice il nome, verificano che ogni particolare della vettura sia idoneo allo svolgimento della stessa gara, insomma. Ma andiamo subito a un altro contributo filmato e poi ritorneremo in diretta. Suzuki continua gli incentivi. 4.500 euro di vantaggi senza rottamazione. Tutto chiaro, senza sorprese. Suzuki. Emporio Carni Bombari, da 40 anni è sinonimo di qualità, tagli di carne di prima scelta con tante offerte giornaliere, formaggi di ogni varietà, ampia scelta di frutta e verdura sempre freschissima, gastronomia con specialità da gustare ogni giorno. A Busto Garolfo, via Luigi Cadorna 44. Video ispezioni, noleggio cassoni scarrabili e smaltimento rifiuti speciali, bonifiche sottotetto da guano di volatili, bonifiche e prove di tenute su serbatoi interrati e non, smaltimento amianto e posa nuove coperture, bonifiche di siti inquinati. Siamo già ritornati in diretta. Ecco, le immagini qui sono proprio in diretta della prova speciale spettacolo Magogliani Arena, 32esimo Rally dei Laghi, e dovremmo essere pronti ad osservare il passaggio di Matteo Ghirardi, lui viene da Bergamo, il navigatore bresciano è Walter Pasini. Eccoci tutte le altre concorrenti, sì, siamo col 47, ecco Ghirardi. Eccoci, Daniele, ci senti? Dalla prova, dal punto proprio del controllo stop. Eccoci, la Peugeot 208 Turbo di Ghirardi e Pasini, che è seguita in questo momento, eccola, da Luca Fredducci di Cunardo con Clarissa De Rosa, pure lei valgannese. Andiamo a cercare in classifica dove troviamo Ghirardi. Ecco Fredducci.
Certo, erano spettacolari, ma rischiavano ad ogni curva rischiavano di andare dritti. Ai primi passaggi, quando sollevavano una nube d'acqua notevole. Al nostro fianco Linda Voltini, che si divertiva parecchio ai primi passaggi e soprattutto era meravigliata dalla capacità delle vetture di rimanere in strada, perché alzavano davvero nubi d'acqua notevoli. Assolutamente, la quantità d'acqua presente sull'asfalto era veramente tanta e quindi era anche bello, insomma, vedere il controllo dei piloti, no? Quelli maggiormente... Soprattutto con le due ruote motrici, che è tutto avanti, motore avanti, trazione anteriore, e se la devono cavare con il retrotreno che è più leggero, più scarico. Poi la vettura è intorno ai 1000 kg, come queste automobili che hanno motore turbo, bassa cilindrata ma superiore ai 200 cavalli di potenza. Siamo all'incirca sui 1000 centimetri cubici di cilindrata. Stanno facendo davvero da parte delle case automobilistiche dei prodotti davvero straordinariamente, direi, efficienti, ma soprattutto affidabili anche. Sono auto che non si rompono, sia in questo caso per Peugeot, per Citroën, per altre vetture che vediamo in azione. Tra poco vedremo tante Renault Clio di classe Rally 5. Al comando vediamo la Citroën C3 di Crognola, ma impegnata agli alti livelli anche la Skoda Fabia, poi la Volkswagen Polo con Andrea Spataro, per fare il giro, diciamo, delle automobili una diversa dall'altra. Era iscritta anche la Mitsubishi Lancer di Sulmoni, poi altre vetture, la BMW 320 di Martinelli Daniele, la Fiat Punto di classe K10, quindi la Mini Cooper vedremo anche come direi ventaglio di marche, ce ne sono davvero tante. La Suzuki Swift, è quella di Stefano Vitali, che vedremo tra poco in azione, e poi si concluderà la gara con la Fiat 600 di classe A0 con Stefano Ceriotti e Riccardo Zoppini di Varese. Addirittura già montato i fari anteriori, con la paura di disputare la prova senza la luce diurna, ma il sole tramonta poco dopo le ore 18 oggi. Vediamo come se la sta cavando il numero 48, pensiamo eccoci, numero 48. Dopo Luca Freducci abbiamo Salvatore Maci e Michele De Stefano, quindi Nicola Simberti e Elio Tirone. Ecco, diamo uno sguardo alla classifica assoluta per ricordare a coloro che si fossero messi in ascolto, proprio fossero in ascolto da pochi minuti, che sui canali di Prealpino, sui social, stiamo trasmettendo in diretta oggi e domani dalle ore 8:30, oggi dalle ore 15:30, oggi la prova speciale spettacolo, domani le prove in Val Travaglia, in Val Gano, in Val Cuvia, domani del 32esimo Rally dei Laghi. Ed eccoci a dare uno sguardo alla classifica assoluta, con Andrea Crognola, campione italiano in carica, che con Andrea Sassi ha il comando della gara con 1 minuto 15 secondi netti, e al secondo posto troviamo Damiano De Tomaso con Sofia D'Ambrosio, 1 minuto 16,2 a 1 secondo e 2 dal leader, da Crognola. Quindi Di Palma e Cobra, vincitori l'anno scorso,
con oggi 1 minuto 16 secondi e 3 sulla prova show, a 1 secondo e 3 dal leader. Quarto assoluto Simone Miele e Roberto Momenti con Skoda, 1 minuto 16.8, a 1 secondo e 8 da il vincitore di prova. Quindi quinto assoluto Beppe Freguglia e Marco Pollicino, 1 minuto 17.1 a 2 secondi e 1. Seguono Spataro Muffolini sesti a 2 secondi e 9, Pinzano Turati a 3 secondi e 2 sono settimi, Scatolon Zanni ottavi a 4 secondi e 4, Ripoli e Brovelli a 4 secondi e 8 sono noni, quindi Pensotti e Falzone decimi assoluti a 5 secondi.7. E diamo uno sguardo a come sta dunque andando la classifica. Io direi è terminato il Gran Premio di Formula 1, il primo della stagione. Uragano direi, Red Bull in Bahrain convince Verstappen, Perez secondo, poi arrivano le due Ferrari, prima Sainz poi Leclerc. Questo è l'esito della prima competizione della massima formula della velocità. Siamo amanti del mondo rally, ma dobbiamo anche dare uno sguardo al campionato del mondo di velocità. È in corso di svolgimento con un Varesini in azione anche la prima gara del WEC, il World Endurance Challenge, per meglio dire più che challenge, scusate, è championship, cioè campionato endurance del mondo. Si disputa in Qatar la prima gara, dura 8 ore, è partita alle 9 del mattino e in serata oggi avremo il risultato. Vediamo come se la cava, bravo davvero. Ecco questo pilota, pensiamo sia Borsoli, sta andando San Filippo Matteo con Gabriele Piffero. L'anno scorso il pilota valcoviano ha vinto la sua classe, ora vediamo come se la cava, lui al 51 con la Peugeotina 208, eccola, è di classe R2. Vedremo il risultato di questo equipaggio con Matteo Sanfilippo e poi passeremo a un contributo filmato interessante che riguarda proprio un duetto che hanno affrontato i due equipaggi, i due piloti di classe Rally 4. Ascoltiamo il faccia a faccia tra pochi istanti. Diamo uno sguardo alla classifica per vedere dove San Filippo si colloca al termine della sua prova. I cronometristi della Federazione Italiana Cronometristi stanno inserendo in tempo reale i risultati della prova speciale numero 1 di Caravate. Ecco Matteo Sanfilippo, tempo 1:29.6. Pensiamo di rendere anche un buon servizio ai familiari, agli appassionati, ai parenti, a tutti coloro che seguono questi equipaggi. Molti di loro sono varesini, varesotti e molti di loro seguono la nostra trasmissione e ci teniamo a dare in tempo reale i tempi realizzati da questi piloti. Andiamo ad ascoltare un contributo filmato che ora la regia manderà in merito dunque proprio un contributo filmato su il faccia a faccia tra Riccardo Pederzani e Mattia Broggi, il contenuto piloti 1 che dura 3 minuti. Lo ascoltiamo perché è divertente. Nome: Mattia. Riccardo. Cognome: Broggi. Pederzani. Soprannome: Schizzo. Ricky. Anno di nascita: 94. 28 aprile del 98. Che lavoro fai? Impiegato. Intermediario assicurativo. Hai un film preferito? Oddio. Qualcosa d'azione non te lo so dire, però detto così. No. Sei fidanzato? No. Cosa ti piace del Rally dei Laghi? Ma tutto, la mia gara è da quando sono bambino, quindi l'atmosfera.
Sicuramente sono prove molto impegnative e tecniche, e poi rally di casa, quindi è la cosa che mi piace di più. Preferisci terra o asfalto? Purtroppo la terra non l'ho mai provata. Asfalto. Miglior pilota secondo te? Andrea Crugnola, perché ha tutto, talento, passione, tutto. Andrea Crugnola sicuramente ad oggi. Con che auto gareggi? 208 Rally 4. Con la Peugeot 208 Rally 4. Preferisci 2 o 4 ruote motrici? Sempre usato 2. 4 ruote motrici tutta la vita. C'è un avversario che temi? Ma Riccardo Pederzani è uno, secondo me, tra quelli più forti quest'anno. Quest'anno sono tutti forti, quindi bisogna spingere sicuramente. Ad oggi c'è Broggi molto forte, Cambiaghi e poi anche altri che spingono veramente tanto qua a Varese. Dimmi un tuo pregio e un tuo difetto. Pregio? Iniziamo dai difetti, sto poco in strada. E pregio, cerchiamo di migliorare sempre, passo dopo passo. Pregio sicuramente determinato, un difetto sono troppo impulsivo. Dimmi un pregio e un difetto dell'altro come pilota. Molto costante come pregio, difetti conosco troppo poco per poterlo dire. Non lo conosco, quindi non saprei. Ma molto forte, quello è un difetto. Hai una macchina dei sogni? Beh, la C3. Una Porsche GT3. Hai un cantante preferito? Pasco. Non ho un cantante preferito. Qual è il tuo primo pensiero al mattino in un weekend agonistico? Andiamo a vincere. Di fare il meglio che posso, cercare di vincere. Un bel ricordo legato al rally? Ma Bassano dell'anno scorso, nonostante abbia sfiorato la vittoria, però Bassano l'anno scorso. L'anno scorso la vittoria Rally di Roma Capitale nella categoria Rally 5. Un brutto ricordo legato al rally? Un test, non posso dire nient'altro. Un rally di Cuneo del 2019 dove ho fatto un incidente, però succede, quindi va benissimo così. Se vincessi 10 milioni di euro, cosa compreresti come prima cosa? Oddio, estinguerei il mutuo. Una villa al mare, credo. Hai tatuaggi? Se sì, qualcuno legato al rally? Sì, ne ho, non legati al rally, no. No. Lasciaci con un pronostico per il rally. Speriamo di star vicini a Riccardo e se magari davanti, dai. Allora, a livello assoluto secondo me se lotteranno Crugnola e Di Palma sicuramente, ma non bisogna sottovalutare anche Spataro, De Tommaso e altri sicuramente molto forti qua a casa. Video ispezioni, noleggio cassoni scarrabili e smaltimento rifiuti speciali, bonifiche sottotetto da guano di volatili, bonifiche e prove di tenute su serbatoi interrati e non, smaltimento amianto e posa nuove coperture, bonifiche di siti inquinati. Emporio Carni Bombari, da 40 anni è sinonimo di qualità, tagli di carne di prima scelta con tante offerte giornaliere, formaggi di ogni varietà, ampia scelta di frutta e verdura sempre freschissima, gastronomia con specialità da gustare ogni giorno. A Busto Garolfo, via Luigi Cadorna 44. Suzuki continua gli incentivi. 4.500 euro di vantaggi senza rottamazione. Tutto chiaro, senza sorprese.
Ritorniamo quando vuoi, eccoci qui, ritorniamo in contatto radio, ritorniamo in diretta, ritorniamo con le immagini a caravate e ritorniamo con un imminente tramonto, perché ora mancano 7 minuti alle ore 18 e le vetture hanno già acceso i fari di serie, alcuni hanno addirittura montato i fari supplementari sul cofano e vi stiamo presentando la prova show, cosiddetta prova spettacolo Magugliani Arena a Caravate, e 500 metri, ecco, parlavamo di fari supplementari, guardate che bella questa immagine, il nostro cameraman va subito a pigliare al volo, non hanno la copertura, ma guardate, sono 4 spot da 100 watt l'uno, che si vanno ad aggiungere ai fari a LED della vettura di serie. Ecco, belle queste immagini, qui siamo con Denunzio, pilota luinese, eccoci con altre vetture di classe Rally 5, Denunzio con Sara Amico che l'anno scorso sono stati ospiti al nostro giornale in Prealpina, eccoli. Andrea Denunzio che sono stati i protagonisti tra l'altro del campionato che unisce le gare dei laghi. Le gare dei laghi sono la Val d'Intelvi, Rally dei Laghi appunto, e il Rally del Sebino quest'anno in provincia di Bergamo e Brescia, è a cavallo delle due province, e vediamo ora quali sono le premesse. C'è un motivo, e molti non conoscono, il motivo per cui nei rally i numeri 60 non esistono. Si passa dal 59 al 70. Domandina alla nostra opinionista al nostro fianco, Linda, lo sai perché? Oh che bello, dai. Non me lo ricordo. Ecco, non se lo ricorda. Perché? Allora, il motivo è dovuto alle trasmissioni dei dati. Oggi la rilevazione dei dati dalla fotocellula di arrivo viene presa con impulsi elettronici e all'interno dell'apparato elettronico che usa il cronometrista viene impresso immediatamente il suo tempo e viene trasmesso in direzione al centro elaborazioni direttamente. Però utilizzano i cronometristi anche il cronometraggio meccanico, cioè manuale. Ecco, nella trasmissione dei dati tramite i radioamatori, come si usano ancora, assolutamente la federazione LARI, Associazione Radioamatori Italiane, è ancora assolutamente un supporto indispensabile per la trasmissione dei dati e per la conoscenza anche delle situazioni di pericolo. Ecco, della trasmissione dei dati il numero 60-70 era fonte di difficoltà, magari trasmettevano il tempo dall'Alto del Covignone, nel caso di Varese, del tempo del numero 62 e dalla dizione 62 poteva magari così compiere un errore, magari chi dall'altra parte stava capiva 72, ecco. In definitiva è da anni che i numeri 60 non esistono. Via, perciò dal 59 si passa a 70. Ah, ecco. Ecco, questo per ragioni di chiarezza nella trasmissione dei dati. Questo in ogni rally, assolutamente in ogni tipo di manifestazione automobilistica dove conta la trasmissione dei dati. In velocità non esiste il problema, ecco. Guardate che già i navigatori e le navigatrici stanno accendendo la luce, lo spot proprio interno all'abitacolo. A volte sono anche delle situazioni suggestive. Questa è della Maddalena, quindi ritorniamo, pensiamo a Denunzio col numero della Maddalena con Belfiore, ecco, equipaggio valtellinese questo, quindi Andrea Saredi, ed eccoci in linea con Daniele. Possiamo approfittare ovviamente dell'attesa che stanno avendo le vetture qui al controllo prima che scendano effettivamente nella prova speciale. Potremmo chiedere: preferite l'oscurità o che si sia sistemato il tempo?
Ma sinceramente speriamo che non piova più, perché già è una zona molto viscida e di conseguenza con l'acqua va tutto a peggiorare. Non abbiamo montato le luci, quindi speriamo anche che tenga il tempo, perché altrimenti non ci vediamo in prova. Quindi in definitiva meglio oscuro che con la pioggia. 50-50. Dai, grazie, in bocca al lupo. Tu hai intervistato Della Maddalena ora, numero 71? Esattamente. Ecco, Daniele, puoi andare dal navigatore Romano Belfiore e chiedi a lui quante gare ha disputato nella vita. È uno dei più longevi navigatori e simpaticissimi. Un navigatore navigato, possiamo dirlo? Sì. Sì, dai, qualche gara l'ho fatta. Quante ne hai fatte in tutta la carriera? 300. Tantissime. Sì, beh, abbastanza, dai, mi sono divertito. Bene, quello è il segreto. Vale, scusa. Ah, sì, beh, certo, fino a che mi diverto non mollo. Qua, questa è una gara un po' strana, una prova strana, molto viscida. Acqua, fortunatamente adesso ha smesso un po' di piovere, però si cala la notte, però dai, va bene, dai. Se riusciamo a partire così, perfetto. Grazie. Ciao, grazie. Grandissimi. Buona Romano gara. Belfiore è navigatore anche di numerosi piloti della provincia di Varese, in questo caso di un valtellinese di Sondrio, e ora si starà senza dubbio il servizio logistico organizzativo starà provvedendo a verificare che ogni componente, ogni postazione sia assolutamente in posizione di sicurezza, o comunque tutto possa riprendere rapidamente al meglio. E noi nel frattempo io direi di mandare sia un contributo pubblicitario, ma soprattutto poi subito dopo un contributo simpatico di un'intervista che abbiamo effettuato proprio nelle scorse ore. Nome: Mattia. Riccardo. Cognome: Broggi. Pederzani. Soprannome: Schizzo. Ricky. Anno di nascita: 94. 28 aprile del 98. Che lavoro fai? Impiegato. Intermediario assicurativo. Hai un film preferito? Oddio. Qualcosa d'azione non te lo so dire, però ho detto così. No. Sei fidanzato? No. Cosa ti piace del Rally dei Laghi? Ma tutto, la mia gara è da quando sono bambino, quindi l'atmosfera. Sicuramente sono prove molto impegnative e tecniche, e poi il rally di casa, quindi è la cosa che mi piace di più. Preferisci terra o asfalto? Purtroppo la terra non l'ho mai provata. Asfalto. Miglior pilota secondo te? Andrea Crugnola, perché ha tutto, talento, passione, tutto. Andrea Crugnola sicuramente ad oggi. Con che auto gareggi? 208 Rally 4. Con la Peugeot 208 Rally 4. Preferisci 2 o 4 ruote motrici? Sempre usato 2. 4 ruote motrici tutta la vita. C'è un avversario che temi? Ma Riccardo Pederzani è uno, secondo me, tra quelli più forti quest'anno. Quest'anno sono tutti forti, quindi bisogna spingere sicuramente. Ad oggi c'è Broggi molto forte, Cambiaghi e poi anche altri che spingono veramente tanto qua a Varese. Dimmi un tuo pregio e un tuo difetto. Pregio? Iniziamo dai difetti. Sto poco in strada. E pregio, cerchiamo di migliorare sempre passo dopo passo. Pregio sicuramente determinato, un difetto sono troppo impulsivo. Dimmi un pregio e un difetto dell'altro come pilota. Molto costante come pregio, difetti conosco troppo poco per poterlo dire. Non lo conosco, quindi non saprei. Ma molto forte, quello è un difetto. Hai una macchina dei sogni? Beh, la C3. Una Porsche GT3. Hai un cantante preferito? Pasco. Non ho un cantante preferito. Qual è il tuo primo pensiero al mattino in un weekend agonistico? Andiamo a vincere.
e di fare il meglio che posso, cercare di vincere. Un bel ricordo legato al rally? Ma Bassano dell'anno scorso, nonostante abbia sfiorato la vittoria, però Bassano l'anno scorso. L'anno scorso la vittoria Rally di Roma Capitale nella categoria Rally 5. Un brutto ricordo legato al rally? Un test, non posso dire nient'altro. Un rally di Cuneo del 2019 dove ho fatto un incidente, però succede, quindi va benissimo così. Se vincessi 10 milioni di euro, cosa compreresti come prima cosa? Oddio, estinguerei il mutuo. Una villa al mare, credo. Hai tatuaggi? Se sì, qualcuno legato al rally? Sì, ne ho, non legati al rally, no. No. Lasciaci con un pronostico per il rally. Speriamo di star vicini a Riccardo e se magari davanti, dai. Allora, a livello assoluto secondo me se lotteranno Crognola e Di Palma sicuramente, ma non bisogna sottovalutare anche Spataro, De Tommaso e altri sicuramente molto forti qua a casa. Suzuki continua gli incentivi. 4.500 euro di vantaggi senza rottamazione. Tutto chiaro, senza sorprese. Suzuki. Emporio Carni Bombari, da 40 anni è sinonimo di qualità, tagli di carne di prima scelta con tante offerte giornaliere, formaggi di ogni varietà, ampia scelta di frutta e verdura sempre freschissima, gastronomia con specialità da gustare ogni giorno. A Busto Garolfo, via Luigi Cadorna 44. Video ispezioni, noleggio cassoni scarrabili e smaltimento rifiuti speciali, bonifiche sottotetto da guano di volatili, bonifiche e prove di tenute su serbatoi interrati e non, smaltimento amianto e posa nuove coperture, bonifiche di siti inquinati. Ed eccoci, sì, sta arrivando senza dubbio una vettura in prova speciale, eccola, la numero 70, sì, eccola, Denunzio con Saranico, tutte e due luinesi, ecco come si sta comportando la vettura di classe Rally 5, ora la pioggia non cade più e vediamo se stanno dando un grande affare a tenere la vettura il più possibile, ma sono situazioni queste, se tra poco sempre di più si asciugherà l'asfalto, dove si rischia di avere una gomma inadeguata, perché la gomma rain funziona molto bene se l'asfalto è bagnato, se c'è proprio... I gommisti usano mettere il palmo di mano sull'asfalto e se dopo aver messo il palmo di mano sull'asfalto si guarda la propria mano, il palmo di mano è totalmente intriso, insomma ha molta acqua sulla mano, allora vuol dire che vale la pena usare la gomma rain, altrimenti se fosse solo umida o di poco bagnata ma senza acqua presente, la gomma ideale sarebbe una gomma termica oppure una gomma slick ma con battistrada non scolpito, molto morbida. Ora vediamo come se la cavano questi piloti che non devono usare troppo. Eccoci col numero 71. 71 si tratta di
Michael De Maddalena con Romano Belfiore, quel navigatore che ci raccontava ha superato 300 gare nella sua esperienza così agonistica. 300 gare con numerosi piloti, corre da almeno 25 anni quel navigatore di Valtellina. Linda, che ne dici? Linda Voltina al nostro fianco, di Laveno Mombello, protagonista in Sud America di Donna Ventura e non solo. L'anno scorso hai disputato addirittura una tua cavalcata con la moto negli Stati Uniti sulla Route 66, la famosa Route 66. Sì, proprio lo scorso ottobre, quindi diciamo molto recente. Ho fatto questa puntata, visto che ormai sono passata alle 2 ruote, la passione delle Harley Davidson, e quindi a questo viaggio coast to coast negli Stati Uniti, che in realtà non ho ancora completato per intero, quindi ci sarà una seconda parte la prossima estate. Ecco, seconda parte, ma cosa consiste? Dove ti vedremo? Sto ancora sempre Stati Uniti, sicuramente, per quanto riguarda il periodo estivo. E invece sto pensando e programmando, sperando che appunto il lavoro e tutto quanto me lo permetta, a maggio una puntata in Namibia, sempre in moto. Sì. Namibia, siamo nel cuore dell'Africa. Assolutamente, ovviamente non con l'Harley, sarà con una Royal Enfield molto probabilmente. Ah, un'altra moto non americana ma inglese. Indiana, acquisita da un gruppo. Sì. Da un gruppo. Ma che bello vedere con Linda, eccoci qui con lo speciale di Prealpina dedicato al Rally dei Laghi, e prima Linda lo stava sfogliando e stava scegliendo la vettura con cui cercare di tornare nel mondo dei rally. Sarebbe bello. Lei ha corso con Mitsubishi Lancer 4x4 2000 turbo 300 cavalli, ma sarebbe bello vederla al via magari con una vettura come questa, una Rally 5 Clio da 200 cavalli. Beh, per ormai sono vecchia, mi devo ritirare. No, ma che dici? Assolutamente, la vecchiaia se ne parla dopo gli 80 anni ormai. I piloti, tu pensa a Steve McQueen, correva, Paul Newman, il grande Paul Newman, correva la 24 ore di Le Mans oltre 60 anni di età. Tu sei una eterna ragazzina. Che bello vedere, guardate queste immagini con gli spot, i proiettori anteriori delle vetture con i fari supplementari che con 400 watt si aggiungono al potere illuminante di serie delle vetture. Qui siamo in classe Rally 5 e vi stiamo presentando Andrea Saredi e poi Mattia Statuto, pilota giovanissimo, molto talentuoso, come del resto Andrea Saredi, tutti e due luinesi. Andrea Saredi corre con Alessandro Colombo e Mattia Statuto, luinese, corre con Marco Costa. Molto bravi, di classe Rally 5. Sono vetture ideali per imparare e soprattutto migliorare la propria tecnica di guida. Siamo con il 75 alla partenza, dopo il 74 che è Matteo Violetti, che è in gara, Matteo Violetti con Gea Daldini, ma ora Pavel, il nostro regista, è tanto bravo perché tra pochi secondi ci manderà in onda proprio il contributo filmato chiamato Piloti 2, sono due ragazze che ce la raccontano, ecco, e una a fianco all'altra, sono Paola e Gea in gara proprio adesso, ma ascoltiamola e guardiamo quanto è carina. Lei e Paola si sono così divertite in un testa a testa qui in Prealpina. Nome? Gea. Paola. Cognome? Daldini. Moia. Soprannome? Non ne ho. Paoletta. Anno di nascita? 1999. 1985. Che lavoro fai? Lavoro in un negozio di arredo bagno. Operaia. Segno zodiacale? Toro. Leone. Genere musicale preferito? Rock. Generi misti, vari, rock, non specifici. Quasi tutto mi piace. Prima gara? Il Vigneti Monferrini. La mia prima gara il Rubinetto nel 2006. Hai un sogno nel cassetto? La Clio Maxi. Nel cassetto ce ne sarebbero tanti, però nell'ambito realistico soprattutto riuscire magari a fare una gara con la Clio Kit. Nella vita l'importante è?
Crederci sempre, in tutto. Vincere. Come ci si prepara per un rally? Ma allora, magari guardando qualche camera car dell'anno precedente o comunque di quando le prove erano uguali, preparando la logistica e le tempistiche della gara, prima, durante, dopo no. Anche fisicamente sicuramente è importante mantenere sempre un'alimentazione corretta, fare degli allenamenti. Invece dal punto di vista proprio sportivo in sé per la gara, generalmente io mi preparo guardando le cartine sul sito. Un segreto che non hai mai rivelato a nessuno? Non credo di avere segreti. Oddio, è un segreto, non te lo posso dire. Sei più da divano o discoteca? Divano. Ultimamente è una bella lotta, sono un po' più da divano ultimamente. Artista musicale preferito? Paul McCartney. Oddio, non ne ho uno in particolare. Una persona che porteresti su un'isola deserta? La mia amica Clarissa De Rosa. Il mio cane, anche se non è una persona ma la considero tale. Qual è il tuo rapporto con i social? In realtà è importante, soprattutto penso per quanto riguarda i rally nel nostro caso, per gli sponsor, far girare l'immagine, quindi bisogna sempre starci dietro un po'. Generalmente buono, li uso spesso e quindi direi bene. Ci sono pregiudizi su una donna che corre nel rally? Può essere, ma non ci penso troppo a queste cose. Secondo me sì, soprattutto magari all'inizio, tanti anni fa, magari adesso pian piano che si sono un po' affermate di più anche alla guida, qualcosa meno, ma sicuramente i pregiudizi rimangono sempre. Hai qualche fobia? I ragni? No. Hai un qualche rito scaramantico prima di una gara? No. La pioggia, che è più fastidiosa. Sei pronta per il Rally dei Laghi 2024? Sì. Sì. Speriamo che l'anno sia positivo e incominciando appunto dal Varese togliamo un po' di ruggine dopo lo stop invernale. Concludi dicendoci qualcosa nel tuo dialetto. Dai che la fembela. Non ne ho idea. Non so cosa dirti. Ritorniamo in diretta su Caravate e è in corso la prova speciale show, la Magugliani Arena, 32esimo Rally dei Laghi. Gea Daldini, che abbiamo visto poco fa nel testa a testa con nella simpatica Gea Daldini, ce l'abbiamo in diretta. Eccola. Ciao a tutti, ci siamo divertiti un sacco, la prova è scivolosa però va bene così, ci siamo divertiti. E quello è l'importante, bravissima. Ci racconti? Una bella prova, dai, non pensavo ma... Siete la macchina? Sto bene, in macchina mi trovo bene. Ottimo. Ciao. Ecco, abbiamo appena ascoltato Gea che rispondeva alle domande che gli ha posto il nostro Francesco Vitale, che bravo, ed eccoci qui a cercare in classifica Violetti. Dove lo troviamo? Lo cerchiamo e lo troviamo, 1.31.0, 1.31 netti, Violetti Daldini. Brava Gea, ha realizzato un buon tempo, insomma, vista la vettura non certo potentissima. Mentre diamo uno sguardo alla lotta tra i piloti di classe Rally 5, Andrea Saredi ferma il tempo, ferma il cronometro su 1.27.1, poi Buttiglione Chinaglia 1.27.4, Roncadore 1.27.9 e Ghirardi 1.28.4, molto vicini tra loro questi concorrenti. Ribadiamo ancora una volta innanzitutto l'ottima prova dopo la top 10 di Mattia Broggi con Manuel Dal Santo, che hanno preceduto Moreno Cambiaghe con Giulia Paganoni di soli 4 decimi di secondo e comandano la classe RL4. Molto bravo anche Andrea Denunzio con Sara Nico, Rally 5, sono loro al comando della classe Rally 5, la classe è molto combattuta e molto anche numerosa come equipaggi, quindi Davide Chiappa non per nulla ha vinto il campionato l'anno scorso Lakes Rally Trophy, e si tratta di Davide Chiappa con Mamuz, due ticinesi che sono terzi di classe Rally 4, bravo Gangi che è quarto, quindi Battistelli quinto,
e ha concluso Romano Belfiore, il navigatore che ha più di 300 rally sul curriculum sportivo, e chiude con 1.25.6. Vittalini 1.26.1, Volpi 1.26.6, Saredi 1.27.1, Buttiglione 1.27.4. Questi i primi 25 assoluti della prova speciale spettacolo. Ma che bello, facciamo riferimento al nostro regista Pavel, perché vorremmo, Pavel, andare a vedere insieme non solo queste immagini nella serata di sabato, appunto oggi 2 marzo, telecamere che stanno puntando su Caravate, sulla prova show, ma le telecamere con cui abbiamo realizzato un servizio sulla Lancia Stratos, e noi ci teniamo molto a quella vettura perché è la vettura che ha vinto 50 anni fa il campionato del mondo, è una vettura che ha vinto 3 rally a Civarese, appunto a casa nostra, è una vettura nel cuore di tanti, di milioni e milioni, io direi, di appassionati nel mondo. È una vettura che vale tranquillamente 1 milione di euro. Ma qualcuno ha parlato di Stratos? Eccolo, il simbolo degli anni 70. Un gioiello di raffinatezza del design made in Italy, assolutamente made in Italy, che la matita di Marcello Gantini, dal punto di vista della carrozzeria Bertone, uno dei più raffinati designer, ha voluto realizzare proprio dal 71 in poi, con il suo debutto proprio dal 72-73 e con il debutto anche nel Mondiale Rally nel 74, con le vittorie che hanno valso poi a Lancia la conquista del Mondiale Marche, dalla Fulvia alla Stratos. E siamo a 50 anni fa. Stratos vinse con la Lancia nel 1974, 75 e 76, 3 titoli del mondo proprio del Mondiale Rally, straordinariamente in modo fragoroso nei confronti dei rivali. I rivali erano gli inglesi, i rivali erano i francesi, i rivali erano le tedesche. Ma guardiamola nei dettagli, ma soprattutto cerchiamo di carpire proprio i segreti di questa automobile che ha permesso a tanti gentleman driver anche di casa varesina di eccellere. Uno su tutti è certamente Giancarlo Biasuzzi, che vinse, pensate, 3 edizioni del Rally Automobiche Varese, 79 fino all'82, ecco, 3 edizioni con pieno merito, ecco. Da sempre Stratos ha un rombo che conquista, col suo 6 cilindri aspirato che sfiora i 300 cavalli di potenza. Pensate, negli anni 70, 50 anni fa, il valore bisognava staccare un assegno di 11 milioni di lire per aggiudicarsela. I collezionisti oggi, pensate, hanno portato il valore di Stratos, il mercato ha giudicato Stratos dai 400 agli 850 mila euro per un modello originale, magari reduce dalle corse, gruppo 4 naturalmente, ma soprattutto originali in ogni suo particolare. Lancia Stratos si guadagnerà intere pagine della prealpina in occasione della vittoria a Rally Automobiche Varese conquistata da Giancarlo Biasuzzi nel novembre del 79, prima edizione, e nel giugno dell'82 per la 4ª edizione. Per divertirsi è un bellissimo sport, anche perché per quanto mi riguarda mi piace guidare, mi scarico moltissimo quando faccio un rally. Poi basta farlo con un po' di testa, logico, se passi a 180 dove una persona normale che guida passa a 150 vai a cercarti le rogne. Io se bisogna passare a 150 passo a 120, mi diverto di più.
Video ispezioni, noleggio cassoni scarrabili e smaltimento rifiuti speciali, bonifiche sottotetto da guano di volatili, bonifiche e prove di tenute su serbatoi interrati e non, smaltimento amianto e posa nuove coperture, bonifiche di siti inquinati. Emporio Carni Bombari, da 40 anni è sinonimo di qualità, tagli di carne di prima scelta con tante offerte giornaliere, formaggi di ogni varietà, ampia scelta di frutta e verdura sempre freschissima, gastronomia con specialità da gustare ogni giorno. A Busto Garolfo, via Luigi Cadorna 44. Suzuki continua gli incentivi. 4.500 euro di vantaggi senza rottamazione. Tutto chiaro, senza sorprese. Ed eccoci tornati in diretta con, abbiamo visto poco fa proprio Davide Paroli, il lecchese con la Clio, purtroppo andare in testa coda, si è ripreso subito però. Ed eccoci qui con le immagini che puntano proprio sul tavolino dei cronometristi. È in corso la prova speciale spettacolo a Caravate, noi ringraziamo proprio i cronometristi del lavoro che stanno svolgendo a garanzia della regolarità, della precisione della competizione. E ricordiamo a proposito di cronometristi dei tempi che Corognolo ha vinto la prova col tempo di 1:15 netti, secondo assoluto è De Tomaso a 1 secondo e 2, terzo Di Palma 1 secondo e 3, quarto è Simone Miele con 1 secondo e 8 di distacco dal leader, quinto è Freguglia 1 secondo e 9, seguono Spataro, Pinzano, sesto, settimo, l'ottavo è Scattolone, il nono è Ripoli e il decimo è Pippo Pensotti e Gabriele Falzone con la Skoda Fabia firmata, brandizzata Prealpina. Ma andiamo subito con un altro contributo filmato perché dalla regia ci richiedono la linea e poi ritorneremo per salutarvi. Suzuki continua gli incentivi. 4.500 euro di vantaggi senza rottamazione. Tutto chiaro, senza sorprese. Emporio Carni Bombari, da 40 anni è sinonimo di qualità, tagli di carne di prima scelta con tante offerte giornaliere, formaggi di ogni varietà, ampia scelta di frutta e verdura sempre freschissima, gastronomia con specialità da gustare ogni giorno. A Busto Garolfo, via Luigi Cadorna 44. Video ispezioni, noleggio cassoni scarrabili e smaltimento rifiuti speciali, bonifiche sottotetto da guano di volatili, bonifiche e prove di tenute su serbatoi interrati e non, smaltimento amianto e posa nuove coperture, bonifiche di siti inquinati. Ed ecco ritornati in diretta, siamo ritornati in diretta e ci sente Daniele Mancin da Caravate. Ci ascolti Daniele? Di nuovo cambiata, paradossalmente ha ripreso a piovere, quindi uno scenario meteorologico in continua evoluzione. Gli ultimi concorrenti ad ultimare la prima prova del 32esimo Rally dei Laghi si ritroveranno ancora uno scenario diverso, con le gomme Rain a questo punto che ritorneranno ad essere adatte all'asfalto che si troveranno davanti.
Ecco, 62 equipaggi hanno concluso la prova show, togliamo l'equipaggio polacco che si è ritirato, ne mancano circa 50-55, comprese le vetture storiche. Ecco, numerosi appassionati sono rimasti per almeno 2 ore e mezza lungo la prova speciale. Daniele, un bel clima si è vissuto dal punto di vista agonistico, dico sportivo. Ma sicuramente c'è stato un grande clima, una grande partecipazione, anche legata al fatto di condizioni meteo non proprio invitanti in quest'ultimo scappolo di inverno, in cui insomma stiamo assistendo a delle temperature un po' più rigide di quelle dei giorni scorsi, comunque una competizione che ha dato molto spettacolo e che comunque poteva essere seguita magnificamente anche non essendo sul posto, però vuoi vederla dal vivo? Grazie, bella quest'ultima tua battuta, vederla dal vivo, vederla in diretta con i nostri canali di Prealpina, e grazie davvero, e soprattutto in bocca al lupo per domani. Devi attrezzarti per andare sulle prove speciali di Sette Termini, Valganna e Cuvignone. Grazie a Daniele Mancin che ci ha seguito per tutto il pomeriggio odierno. Ritorniamo in studio in Prealpina, siamo nella sede di Prealpina di Viale Tamagno a Varese, e noi salutiamo la nostra cara pilotessa, navigatrice e soprattutto amante della sfida, Linda Voltini. In bocca al lupo, ci rivediamo domani, ma domani parleremo meglio del tuo progetto 2024, non solo Namibia con i fuoristrada, ma anche qualcosa che sta nascendo con le 2 ruote. Noi siamo molto attenti come Prealpina al mondo del motore, e soprattutto esaltando anche queste iniziative femminili che vedono la donna assolutamente protagonista, non solo donna avventura, ma anche donna impegnata nel sociale. Brava Linda, bravissima. Grazie Beppe, è stato un piacere passare la giornata con te oggi. Grazie a te, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Ci rivedremo domani mattina. Ricordiamo, domattina alle 8:30, minuto più minuto meno, saremo qui in diretta ad aspettare proprio la partenza della prova numero 2, è la prova di Sette Termini in collegamento con Montegrino Val Travaglia. Poi ci collegheremo con Cuvignone con la prova la località cosiddetta Puzzit di Cittiglio Alta, le ville di Cittiglio Alta, e chiuderemo poi con altri momenti di spettacolo. Lasciamo il podio con Crognola De Tomaso di Palma. Pensiamo a 3 grandi piloti, credete, che sono racchiusi in solo 13 decimi di secondo. La prova e la gara è apertissima, non resta che seguirla. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata con Prealpina. Grazie ancora, ciao. Video ispezioni, noleggio cassoni scarrabili e smaltimento rifiuti speciali, bonifiche sottotetto da guano di volatili, bonifiche e prove di tenute su serbatoi interrati e non, smaltimento amianto e posa nuove coperture, bonifiche di siti inquinati. Emporio Carni Bombari, da 40 anni è sinonimo di qualità, tagli di carne di prima scelta con tante offerte giornaliere, formaggi di ogni varietà, ampia scelta di frutta e verdura sempre freschissima, gastronomia con specialità da gustare ogni giorno. A Busto Garolfo, via Luigi Cadorna 44. Suzuki continua gli incentivi. 4.500 euro di vantaggi senza rottamazione. Tutto chiaro, senza sorprese.